Innanzitutto un benvenuto e un ringraziamento per la vostra numerosa partecipazione, è veramente un piacere per Confapi Venezia Industria Servizi ritrovarci in presenza in questa stupenda location, il Teatro Metropolitano Astra. Per noi è la prima esperienza in questa struttura e siamo veramente orgogliosi di averla scelta. Questo è il nostro primo appuntamento, competere per il futuro, il valore della persona e delle sue competenze per il mercato del lavoro, nuova edizione dell'API Academy 2021 che vede 4 appuntamenti tra questo appuntamento del 29 settembre e ultimo il 9 di dicembre, in una serie di appuntamenti di approfondimento sul tema della formazione e del mercato del lavoro, un tema centralissimo su cui come associazione siamo impegnati quotidianamente. Iniziamo con proiettare un video su cui poi faremo dei ragionamenti. Steven mia, ma che bello, fuori dal letto. Questa nata sarà buona, così mi han detto. Oggi cielo è bello azzurro, clima perfetto. Ci si carica con un buon caffè corretto. Pronti forbici alla mano, ognuno le sue. Te ne presto un paio io, se non hai le tue. Il sole in testa ti fa male, metti il berretto. Non usare quel telefono, porta rispetto. Ma ora che mi guardo intorno, siamo solo in 3. Come faccio a vendemmiare se gente non c'è? Mi servivano dei giovani, han detto di no. Se ne restano chiusi in casa per fare i TikTok. Ho provato con gli amici, anche con i vicini, ma per tutti è faticoso fare i contadini. Facciamo in fretta, non c'è tempo. Presto, mi servono operai in questo momento. Sì, per piacere! Per piacere! Per piacere! Quando io arrivato mi stavi aspettando. Vengo qui d'altra parte di mondo. Io lavoro con te tutto il giorno. Basta che tu pagare. Pago in nero Coca-Cola. Dimmi amico, vuoi finire in galera? Se non vuoi nessun problema, per contratto in posti potrai vendemmiare le vigne. Potrai vendemmiare le vigne. Vorrei aver la fila, ma trovare qualcuno in stagione è sempre una sfida, se però si continua. Nessuno vuol più faticare per lavorare, tutti a tentare la fortuna. Tra le storie la disoccupazione avanza, che ganza la storia del reddito di cittadinanza. Quando io arrivato mi stavi aspettando. Vengo qui d'altra parte di mondo. Io lavoro con te tutto il giorno. Basta che tu pagare. Pago in nero Coca-Cola. Dimmi amico, vuoi finire in galera? Se non vuoi nessun problema, fai contratto e poi si potrà vendemmiare le vigne. Potrà vendemmiare le vigne. Qua, quanto hai atteso che eri qua, quasi arreso per fortuna, alla fine sei arrivato tu. Sì, pronto? Ehi, ciao Canal, conosco io un sacco di ragazzi che non vogliono lavorare, te li mando io. A vendemmiare le qua, quanto hai atteso che eri qua, quasi arreso per fortuna, alla fine sei arrivato tu. Pago in nero Coca-Cola. Dimmi amico, vuoi finire in galera? Se non vuoi nessun problema, fai contratto e così potrai vendemmiare le vigne. Potrai vendemmiare le vigne. Ecco, abbiamo aperto questo appuntamento con questo video del canale che è un concentrato di simpatia, di ironia, ma veramente ricco di temi di grande attualità. Veramente vengono toccati concetti come mercato del lavoro, la difficoltà a trovare manodopera, anche strumenti di politiche passive che in qualche maniera vengono in questo momento criticate come reddito cittadinanza, anche il fatto che alcune tipologie di lavori siano in qualche maniera snobbate. Quindi abbiamo voluto aprire con questo video proprio per trovare degli spunti, degli agganci su cui poi fare intervenire tutti i nostri graditissimi relatori.
Prima di partire do la parola al presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchiner, per il suo saluto introduttivo. Grazie direttore e grazie a tutti voi per la vostra presenza oggi. Sono particolarmente orgoglioso di ospitarvi oggi in questa splendida cornice, quella del Teatro Metropolitano Astra, e pur naturalmente con le limitazioni naturalmente dovute alla pandemia. Ringrazio anche l'onorevole architetto Giorgio Andreuzza per la sua presenza come istituzione. Il nome di questo primo incontro del nostro API Academy è Competere per il futuro, il valore della persona e delle sue competenze per il mercato del lavoro. Abbiamo scelto questo titolo perché la competitività nella prospettiva della persona e delle sue competenze è centrale nell'attuale congiuntura economica. Ci troviamo infatti ad affrontare un paradosso nel mondo del lavoro. La produzione industriale cresce e cresce tra l'altro a doppia cifra, conseguentemente cresce anche la domanda di figure professionali da inserire all'interno degli organici aziendali, ma il tasso di disoccupazione permane intorno al 10% e addirittura la quota degli inoccupati cresce. Quindi la causa è nota a tutti ed è la cosiddetta skill gap, cioè diciamo quella mancata corrispondenza tra le professionalità dei disoccupati e degli inoccupati e quelle poi effettivamente richieste per gli organici aziendali. Confapi Venezia è da tempo attiva intorno a questa problematica e alla ricerca di soluzioni, e in particolare indirizziamo la nostra attività intorno a tre filoni principali. Uno è l'organizzazione di percorsi formativi professionalizzanti tramite Fondo Sociale Europeo, principalmente che ha come veicolo poi la Regione Veneto a favore dell'occupazione. E poi abbiamo i laboratori formativi. Abbiamo il vanto di avere a Noventa un laboratorio di formazione alla saldatura, che è una richiesta professionale molto importante per le aziende. Formiamo e abbiamo in corso in questo momento un'attività di formazione in favore di inoccupati per la saldatura, processo MIG, MAG, TIG, e oltre ai laboratori di cui disponiamo nella nostra sede a Mestre, dove chiaramente facciamo attività di formazione all'informatica piuttosto che a tutte le mansioni di account. Vi è poi il canale di sviluppo relazionale tra la scuola, tra le istituzioni scolastiche e le imprese. Quindi grazie a questo sforzo abbiamo avuto l'onore che la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ci ha riconosciuto come sportello per la formazione e il lavoro. Tra l'altro la Camera di Commercio contribuisce anche alla realizzazione di questo evento e ha finanziato la nostra API Academy 2021, che abbiamo intitolato L'impresa è squadra, talenti al centro tra valore e innovazione. Riteniamo infatti, nella riflessione che abbiamo condotto come associazione, che lo sport sia una metafora straordinaria di quelli che sono i processi aziendali, perché nello sport, come in azienda, vincono le persone, ma al di là del loro talento individuale si vince anche per la capacità di lavorare insieme. Come imprenditore sono infatti consapevole che chiaramente il mio successo non dipende solo dalla capacità di riconoscere il talento, ma la chiave del successo imprenditoriale è la capacità di coordinare i talenti delle persone, perché non dobbiamo mai dimenticare che anche l'azienda, come tutte le associazioni, deve tendere al benessere delle persone, ma deve tendere anche al benessere della società in cui è inserita, in quello che si definisce, diciamo così, responsabilità sociale d'impresa. Quindi durante questa Academy 2021 toccheremo tutti i temi della fase di formazione e di lavoro. Lo faremo con l'aiuto di relatori eccellenti, come nella giornata di oggi, grazie anche alla cui competenza riusciremo ad avere degli spunti importanti
per diventare attrattivi nei confronti dei candidati, per essere efficaci nella selezione del personale, capaci di individuare i punti di forza dei nostri collaboratori ed esaltare i talenti che ci sono nelle nostre organizzazioni per guidarli alla realizzazione degli obiettivi condivisi. Ogni tassello di questi cicli di incontri è a mio parere fondamentale, per cui spero di avervi con noi nel proseguo e di avervi, anche perché l'organizzazione dei prossimi eventi troverete nella cartellina l'illustrazione di tutte le prossime date. Avremo dei grandi esperti, dei talenti assoluti nella creazione di squadre. Cito su tutti Oscar Farinetti e Mara Maionchi. Quindi, come ripeto, all'ingresso vi è stata consegnata una cartellina in cui troverete tutto il programma dei prossimi eventi. Quindi, con l'augurio di avervi ospiti in questa data e anche nelle prossime, auguro a tutti un buon lavoro, ma soprattutto vi auguro una buona formazione. Grazie. Grazie Presidente Marco Zecchinelli per il saluto introduttivo. Ora chiamo qui sul palco i nostri primi due relatori, Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Veneto Lavoro è la società in-house della Regione Veneto, preposta a tutte le tematiche del lavoro e che con grande con grande puntualità organizza ed elabora ogni mese un bollettino, la bussola, che fotografa il mercato del lavoro veneto e ci dà importanti indicazioni su quella che è la sua situazione. Chiamo anche il dottor Agostino Di Maio, direttore generale di Asso Lavoro, l'associazione in categoria delle agenzie per il lavoro, l'associazione nazionale, che ci raggiunge da Roma e che ringraziamo veramente per la partecipazione. Partirei proprio dal dottor Barone, che ha elaborato una presentazione con quelli che sono i principali dati del nostro mercato, perché è bene partire dalla fotografia della situazione odierna. Grazie. Sì, conviene partire dalla realtà. Puntatore. Vado qui? Allora. Perfetto, ecco qua. Sì, conviene partire dalla realtà, nel senso che spesso abbiamo delle idee, delle valutazioni su come sta funzionando l'economia o il lavoro, ma in realtà poi dai dati che abbiamo emergono altri elementi. Allora, io presenterò alcune caratteristiche che è opportuno tenere presente rispetto al mercato del lavoro, e sono caratteristiche che sono emerse dal 2008 in poi, cioè dal momento in cui è avvenuto il primo shock economico mondiale. Vi ricordate? Settembre 2008. Allora, la prima caratteristica è la distruzione e la costruzione o ricostruzione di posti di lavoro. Come vedete, da inizio 2008 fino a giugno 2021 abbiamo perduto nel 2014 più di 76.000 posti di lavoro nella nostra regione e ne abbiamo ricostruiti quasi 200.000. Questo per dire che deve essere normale convivere con una distruzione e una ricostruzione di posti di lavoro, non è eccezionale, è normale. Se andate a vedere sui settori, vedete che ancora l'industria è ancora sotto di 40.000 posizioni. Quindi vuol dire che rispetto al passato, al 2008, diciamo all'anno zero, i servizi sono schizzati, l'agricoltura ha tenuto ed è in leggera crescita, l'industria è ancora indietro rispetto a quel tempo. Certamente pezzi di industria sono finiti sui servizi, penso alla logistica, però non è stato recuperato tutto quello che avevamo nel 2008. L'altra caratteristica del mercato del lavoro è una polarizzazione delle assunzioni, ovvero chi entra nel mercato del lavoro è polarizzato sulle basse o sulle alte qualifiche.
che significa anche una polarizzazione su bassi stipendi e alti stipendi. In particolare lo si vede nell'industria, dove gli operai specializzati sono crollati, mentre sono cresciute le alte e le basse qualifiche. Questo per dire cosa? Che in questa polarizzazione i servizi per le basse qualifiche e i servizi per le alte qualifiche sono diversi, nel senso che per le basse qualifiche c'è bisogno di un supporto a tornare al lavoro e quindi a ripresentare l'occasione di lavoro. Per le alte qualifiche è il mantenimento del posto di lavoro, quindi delle competenze, e soprattutto il problema è aiutare le basse qualifiche a spostarsi sulle alte qualifiche attraverso che cosa? La formazione. Su questo dico subito il mio pensiero: la formazione non può essere solo un diritto, parlo della formazione per gli adulti, la formazione professionale, deve cominciare a diventare un dovere, nel senso che tutti noi dobbiamo considerare la manutenzione delle nostre competenze, non possiamo lasciarle al caso o a terzi, ok? È una posizione un po' forte, però credo che sia realistica in questo momento. La terza caratteristica è la presenza di un mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Cosa vuol dire? Sostanzialmente l'offerta di lavoro proveniente dalle imprese nella nostra regione mediamente è di circa 30-40 mila offerte di lavoro. La fonte è Excelsior. Effettivamente, se io vado a vedere quante persone sono state assunte nel mese precedente, più o meno Excelsior rappresenta l'80-90%, quindi è una stima abbastanza ragionevole. Cosa dicono le imprese che rispondono al questionario delle Camere di Commercio? Dicono che, fatto 100 le offerte di lavoro delle imprese, 25 offerte sono impossibili da matchare perché mancano le persone, e 25 offerte sono impossibili da matchare perché mancano le competenze. Il pezzo della mancanza di persone purtroppo non si risolve facilmente, nel senso che per avere un 18enne ci vogliono 18 anni e i genitori. Quindi il problema demografico è un problema reale ed è un problema, come dire, che si affronta nel lungo periodo. Il problema delle competenze è più facilmente affrontabile, però ripeto, fatto 100 le offerte di lavoro, 25 non si riescono a matchare perché mancano le competenze. Queste sono, vabbè, andiamo avanti. La quarta caratteristica è se capita il cigno nero, cioè il Covid. Se capita il Covid, se capita una pandemia, una guerra, un terremoto, non è che possiamo farci nulla. Cos'è successo nel Covid? È successo che abbiamo perso in un colpo, da gennaio a maggio, 40.000 posti di lavoro, e cioè tutti i tempi determinati, il turismo e così via. Abbiamo messo in cassa integrazione 700.000 persone, la disoccupazione è cresciuta, riduzione delle assunzioni a tempo determinato, indeterminato, donne e giovani. È il Covid. E da questo punto di vista le manovre messe a disposizione dal governo tutto sommato sono servite sul mercato del lavoro, e anche il meccanismo di blocco dei licenziamenti con successiva ripartenza alla fine ha tenuto il sistema, e in questo momento non vediamo elementi patologici per cui potrebbe esserci un problema. Quanti potrebbero essere i licenziati nel momento in cui si dà il via libera, Tana liberi tutti? A naso potrebbero essere tra i 30 e 40.000, tra le 30 e le 40.000 persone, che comunque sono persone che hanno una NASPI, quindi un aiuto per 2 anni, e sono all'interno di un sistema di servizi per il lavoro della Regione Veneto che funziona. Per cui il tema dei possibili licenziamenti non è un tema che in questo momento ci allarma.
Qui vediamo cos'è successo nel 2021 e i confronti 2019-2021 rispetto ai contratti di lavoro. Come vedete, nei 12 mesi precedenti chi ha avuto maggiori difficoltà è stato il contratto a tempo determinato, lo stagionale evidentemente lo scorso anno. Da aprile in poi c'è stata la ripresa, infatti in particolare negli ultimi 4 mesi nel turismo c'è stata un'impennata incredibile di contratti di lavoro rispetto, se confrontata anche al 2019. Se andiamo a vedere i settori, è evidente il commercio e il turismo ha avuto la maggiore difficoltà, le costruzioni hanno tenuto e stanno crescendo, il manifatturiero ha mantenuto ed è ripartito da aprile, l'agricoltura si è sempre tenuta a un livello positivo. È evidente che chi ha avuto difficoltà con il Covid è stato il turismo e i servizi, e le province che hanno subito maggiormente sono Verona e Venezia. Eccoli qua i dati rispetto alle province. Venezia e Verona, soprattutto Venezia, sono quelle che hanno avuto maggiori perdite occupazionali, soprattutto sul versante del tempo determinato. Sui licenziamenti, perché dicevo prima non siamo preoccupati, abbiamo messo in fila i licenziamenti dal 2018 al 2021 dal 1° di luglio. Quindi abbiamo confrontato dal 1° di luglio, il momento in cui si è liberato, in poi. Come vedete la riga del 2021 è sotto la riga del 2018 e del 2019, quindi vuol dire che non siamo in una situazione ancora complicata, anzi siamo sotto la situazione degli anni precedenti dal punto di vista dei licenziamenti per motivi economici. L'ultima slide sulla somministrazione e quindi sulla forma di inserimento al lavoro tramite agenzia con il contratto di somministrazione, che ha avuto nel 2021 una ripresa importante, è in linea con il 2019 e questo è un segnale positivo, perché il sistema delle agenzie per il lavoro e quindi delle assunzioni tramite agenzia è il primo segnale relativo proprio al fatto che il mercato del lavoro sta ripartendo. Disoccupazione. Noi abbiamo regolarmente ogni mese 10.000 disoccupati che entrano nel sistema della disoccupazione e circa 2.000 esordienti, quindi mediamente sono 12.000 al mese i disoccupati che si presentano al sistema dei centri per l'impiego, che è il sistema che come dire, non solo amministra ma governa la disoccupazione. Come sono fatti i disoccupati nella nostra regione? Mediamente escono dalla disoccupazione entro l'anno per un 45%, quindi non tutti escono dalla disoccupazione, il 45%, per il 55% sono donne, i giovani sono il 28%, gli adulti quasi il 60%, i maturi 15%, stranieri per un 22%, il 40% ha la licenza media, la qualifica professionale sotto il 10%, il diploma attorno al 33%, la laurea al 15%, skills alte per un 15%, medie del 60% più o meno, basse del 27-28%. Questo è il quadro, diciamo, del disoccupato tipo della nostra regione. È evidente che
dovendo noi convivere con circa 140.000 disoccupati che ogni anno entrano, mediamente il perimetro complessivo dei disoccupati nella nostra regione supera, tenendo conto dei disoccupati e degli scoraggiati, le 200.000 persone, che è il numero iniziale che avevo dato in ordine alla situazione del Covid. È tanto o è poco? E soprattutto è gestibile? Diciamo che non è tantissimo, nel senso che è in linea con le situazioni delle regioni più avanzate. È gestibile, sì, è gestibile, nel senso che per ciascun disoccupato noi siamo in grado di gestire un intervento di politica attiva o un'attenzione personale individuale. È chiaro che con l'economia che va anche i livelli di disoccupazione si ridurranno. In ogni caso la differenza rispetto agli anni precedenti è che oggi per trovare delle persone qualificate bisogna intervenire, come dicevo prima, sulla formazione. Questa è la situazione finale. Come vedete, eravamo nel 2008 i saldi a zero, oggi siamo come saldo complessivo a più 80.000 posti di lavoro, che significa che la nostra regione ha comunque retto le crisi degli anni precedenti e ha mantenuto un ritmo di sviluppo. Da questo punto di vista siamo fortunati a abitare in Veneto. Grazie. Fortunati e anche bravi, ogni tanto facciamoci complimenti perché è merito del sistema produttivo imprenditoriale se riusciamo a tenere certi ritmi anche e numeri in termini di occupazione grazie appunto al lavoro dei nostri imprenditori. Dottor Barone, grazie, ci ha dato numerosi spunti, ha fatto un passaggio particolare dal diritto alla formazione al dovere alla formazione, e che su questo passo la palla al dottor Agostino Di Maio, perché ricordo esserci in atto anche a livello nazionale un confronto con il Ministero del Lavoro e gli altri attori su quelli che sono anche le modifiche, le variazioni e quelli sono il tema delle politiche attive, no? Con delle riforme che ci vengono chieste, che abbiamo anche promesso all'Europa in cambio insomma di numerosi fondi all'interno del PNRR. Prego dottore. Grazie soprattutto per l'invito, per l'organizzazione di questo bell'evento. È la prima volta che io parlo in pubblico dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, causa Covid, quindi sono particolarmente lieto di rompere questo digiuno in questa sede. Io avevo preparato un intervento, però gli stimoli di Tiziano, con cui abbiamo anche condiviso un percorso lavorativo insieme, perché il dottor Barone ha anche una lunga esperienza nel privato e sono convinto che rappresenti un simbolo di quel rapporto pubblico-privato che manca anche nella cultura spesso pubblica, dove si leggono delle contrapposizioni che invece non esistono. Gli stimoli che Tiziano mi ha dato sono numerosi e parto un po' da quelli. Poi parleremo anche dei lavori del futuro. So che aspettate con ansia la solita elencazione di lavori, ho 3 slide, proietteremo anche quello. Allora, il tema della formazione secondo me è fondamentale, perché ritengo, ora sono un po' più provocatorio di Tiziano su questo punto, lui parla di dovere della formazione. Io credo che uno dei più grandi problemi del mercato del lavoro del nostro paese, io parlo di scandalo della formazione professionale, è stato proprio il fatto che per decenni la formazione è stata prevalentemente orientata ai cataloghi degli enti di formazione e non alle effettive esigenze delle imprese. So di dire una cosa forte, l'articolazione anche regionale della formazione, dove ovviamente poi sul territorio ci sono player che hanno anche capacità di influenza rispetto alle decisioni che devono essere assunte, non aiuta a risolvere il problema. Non è pensabile proseguire lungo questa strada, a mio modo di vedere, perché, come proverò a dire, vi sono trend evolutivi del mercato del lavoro che impongono ormai un aggiornamento delle competenze quotidiano, e quindi sprecare soldi su una formazione che non è direttamente collegata al placement delle persone, quindi a creare occasioni di lavoro, è secondo me un lusso che non ci possiamo più permettere. Da questo punto di vista, rispetto a ciò che sta venendo avanti a livello nazionale, sapete che c'è un provvedimento in itinere che si chiama GOL
terminologia sportiva, la mia opinione è che a volte assomigli più ad un autogol, però forse questa è una mia opinione, laddove si fa riferimento alla garanzia occupabilità dei lavoratori, la scommessa che dovrà essere vinta soprattutto a livello regionale. Noi siamo convinti che il Veneto rappresenterà, come dire, una buona pratica da questo punto di vista, e far sì che quella formazione che farà parte di GOL sia una formazione che sia inserita all'interno di un percorso di reinserimento, di upskilling e di reskilling delle persone, e non sia una formazione finalizzata a se stesso. Quindi cosa accadrà nei prossimi mesi? Probabilmente noi assisteremo all'adozione di un provvedimento nazionale a maglie larghe, quindi con un po' come una specie di garanzia giovani come abbiamo avuto in passato, e ciascuna regione poi declinerà quel provvedimento secondo le proprie caratteristiche. E dal punto di vista dei privati, il Veneto rappresenta in questo futuro dei 1000 fiori, rappresenta un fiore, come dire, su cui noi facciamo un forte investimento, perché abbiamo interlocutori capaci, diciamo, di dialogare, di leggere la realtà, come dimostra i dati che Tiziano ha illustrato, e quindi penso che da questo punto di vista, come dire, c'è un'ulteriore fortuna per le persone che risiedono in Veneto. Provo a dire due cose rispetto ai lavori del futuro. Mi viene attribuito questo compito un po' sicuramente complesso. Allora, prima di fare l'elencazione di ciò che accade dal punto di vista delle professioni e delle competenze, noi dobbiamo fare i conti con una serie di macro trend che stanno investendo non solo il mercato del lavoro italiano, ma il mercato del lavoro mondiale. Abbiamo uno tsunami in atto, vi sono fenomeni che si chiamano problema demografico. Tiziano lo ha ricordato, l'Italia è il paese più anziano del mondo insieme al Giappone. Questo determina una obsolescenza, diciamo, della forza lavoro, una difficoltà di adeguamento delle competenze, e determina anche una difficoltà di entrata dei giovani, che sono pochi rispetto agli anziani che sono tanti, e questo incide, diciamo, sull'efficienza del nostro sistema. Abbiamo un'evoluzione tecnica e digitale che conosciamo bene, abbiamo la rivoluzione computazionale, per cui ormai con gli algoritmi l'elemento di prevedibilità delle organizzazioni e delle aziende è talmente elevato che, come dire, questo impatta anche sulle competenze che le persone devono avere. E abbiamo poi il tema, per esempio, della diversità e dell'inclusione. Oggi in aziende, nel mercato del lavoro, avremo delle coorti di lavoratori che sono sempre più distanti tra di loro, cioè non esiste più il paradigma, diciamo, del lavoratore standard. Avremo insieme lavoratori nella stessa azienda, lavoratori giovani e lavoratori anziani, e oggi la distanza culturale, di conoscenze, di competenze, di modo di vedere le cose tra un lavoratore di 25 anni e un lavoratore di 50 anni non è più quella di una volta. Avremo flussi migratori, quindi ci sarà anche un tema, diciamo, di integrazione culturale. E questi fenomeni poi devono fare i conti inevitabilmente con quello che è successo dopo la pandemia. Allora, io condivido l'analisi che ha fatto Tiziano. Il Covid ci restituisce un mercato del lavoro più polarizzato e più ingiusto, nel senso che il Covid ha aumentato le distanze, perché ha colpito soprattutto, per esempio, quel segmento di lavoratori che già pre-Covid erano in una situazione di difficoltà. Parlo di giovani, parlo delle donne e parlo delle persone che risiedono soprattutto al sud. Queste coorti di popolazione sono quelli che più sono stati colpiti, e quindi anche all'interno del mercato del lavoro sono aumentate, diciamo, le distanze. Provo a vedere i profili professionali più richiesti all'interno, diciamo, di questo scenario. Come vedete io ho provato a distinguerli concettualmente tra le 10 professioni più elevata qualifica, più richieste. Questa è un'indagine che abbiamo fatto noi come Assolavoro con le agenzie per il lavoro. Io ho dimenticato di dirlo, sono il direttore dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, rappresentiamo circa il 90% del mercato. I miei associati sono aziende che, come dire, metaforicamente sono sedute sulla staccionata che perimetra il mercato del lavoro e guardano necessariamente dal futuro, perché devono in qualche modo prevedere quello che avviene e si attrezzano per fornire anche le competenze necessarie alle aziende. Quindi sulla base, diciamo, di questa rilevazione, queste sono le professionalità che immaginiamo, che ad oggi, quindi non immaginiamo, a novembre 2021 sono quelle più richieste, quindi le potete leggere, non le ripeto, sono prevalentemente professionalità tecniche.
vi sono ovviamente gli infermieri professionali, su questa figura poi ci sarebbe molto da dire rispetto agli errori che abbiamo fatto, gli errori di programmazione che questo Paese ha fatto negli anni passati. Oggi noi riscontriamo, per dire, una carenza di infermieri, ma sono almeno 10 anni che io nei convegni vado in giro dicendo: guardate che il sistema educativo e formativo degli infermieri, fatto 100 il fabbisogno annuale, sforna 70 lavoratori. Quindi noi eravamo con un saldo negativo anche prima del Covid. Ovviamente poi con il Covid, con la fine della mobilità tra nazioni, ha ulteriormente accentuato questo gap. E qual è il risultato? Quando le agenzie per il lavoro si sono aggiudicate il cosiddetto bando Arcuri, dove dovevamo reclutare 15.000 infermieri su una piattaforma messa a disposizione dal commissario, il risultato è stato che si sono candidati 15.000 medici e 3.000 infermieri. Cioè noi abbiamo un paese fatto di generali e non di soldati. Qui c'è un tema di orientamento, poi tornerò dopo perché c'è anche un altro esempio che secondo me è calzante, di orientamento delle famiglie, orientamento delle persone rispetto al titolo di studio. È molto più bello dire ho il figlio medico piuttosto che dire ho il figlio infermiere. Vi posso garantire che oggi un infermiere ha una capacità di reddito molto maggiore di un medico. La seconda slide è sulle professioni a media qualifica. Quindi vedete agenti commerciali, specialisti, impiegati back office, tecnici programmatori, tecnici e progettisti meccanici, geometri di cantiere, cuochi, camerieri di sala. Ecco, qui anche su questo provo ad affrontare da un esempio uno dei problemi del mismatch. Il mismatch è legato a una carenza anche del sistema formativo ed educativo rispetto alle esigenze delle imprese. Allora guardate, c'è un mestiere che in passato veniva considerato uno dei mestieri più brutti al mondo, perché era un mestiere che ti faceva lavorare di notte fino a tardi, in un ambiente, non dico insalubre, ma sicuramente poco piacevole, che era molto faticoso, ed era il cuoco. Quindi c'era una difficoltà, di queste figure professionali. Poi è successa una cosa, c'è stata una trasmissione televisiva che si chiama Masterchef, che ha fatto impennare in maniera esponenziale l'iscrizione alle scuole alberghiere da parte di ragazzi che probabilmente immaginavano di diventare cracco o... Questa cosa non funziona perché prima di tutto di cracco ce n'è uno, tutti gli altri, e due, fare una scelta sulla base di questo tipo di suggestione significa imboccare una strada che poi si rivela non particolarmente lunga. E dico questo come esempio anche un po' banale di quello che accade per sottolineare il fatto che i ragazzi di oggi hanno un grande disorientamento quando devono individuare il loro titolo di studio e con loro le famiglie. E quindi se non si lavora sul raccordo tra il sistema educativo e il sistema delle imprese, le questioni diventano particolarmente complicate. Se a questo poi aggiungiamo la situazione della formazione professionale, che è quella che ho ricordato prima, si incomincia a perimetrare anche qual è un po' la magnitudo del problema del mismatch. L'ultima tabella è quella relativa alle figure professionali a bassa qualifica e appunto le potete vedere: manutentori, saldatori, fresatori. Anche qui la cosa interessante è che anche in queste figure a bassa qualifica vi è il bisogno di avere delle competenze che non sono solo meccaniche ma sono anche elettroniche e informatiche, perché sempre di più l'utilizzo delle macchine, degli utensili avanzati comporta la conoscenza anche di attività di carattere informatico. Allora, se questi sono i macro trend per come li ho sintetizzati, se queste sono le tre famiglie che ad oggi rappresentano le professioni più ricercate, dobbiamo però essere consapevoli di un fatto: questa è una fotografia, è un fotogramma, ok? Il mercato del lavoro invece è un film. Allora questo fotogramma fra qualche giorno potrebbe cambiare, okay? Allora il tema è quali categorie di lettura noi dobbiamo avere per provare a leggere il film nel suo sviluppo. Allora, per fare questo dobbiamo tenere conto che vi sono due elementi fondamentali. Ho visto che dopo di me qualcuno parlerà di soft skill. Allora, qui faccio un cenno a questo elemento.
Tutte le competenze tecniche, le conoscenze delle persone oggi nel mercato del lavoro devono essere accompagnate da due elementi: le cosiddette soft skill, competenze trasversali, poi vedremo cosa sono, e il possesso di competenze digitali. Competenze digitali sia a basso livello, quindi la capacità di utilizzare i sistemi informatici, sia a livello medio, dove c'è già un elemento di professionalità, che a livello evoluto. Questo perché le competenze digitali ormai sono sempre più necessarie, non perché le aziende si stanno informatizzando, questo l'hanno fatto 15 anni fa, ma perché attraverso i sistemi informativi e la digitalizzazione i lavoratori devono essere in possesso di dare quel contributo all'evoluzione organizzativa dell'azienda attraverso l'utilizzo di quei sistemi. Quindi non avere questo tipo di competenze rischia di menomare fortemente, diciamo, lo sviluppo professionale delle persone. Il secondo tema sono le soft skill, quindi la capacità di lavorare in gruppo, capacità di leadership, capacità di comunicazione e quant'altro. Allora, ora all'inizio di questo convegno vedevo la locandina e mi ha fatto venire in mente un episodio, perché voi avete utilizzato un'immagine calcistica, no? Allora, durante gli europei di calcio, parlo agli uomini che forse più ricorderanno questo episodio, è accaduto un fatto durante una partita che ha dimostrato, secondo me, cosa sono le soft skill. Io ho scritto anche un articolo nel quale mi sono molto, molto divertito. Durante una partita della Danimarca un giocatore ha avuto un malore in campo, è svenuto, e ci sono state delle immagini drammatiche per cui ha avuto un massaggio cardiaco. Bene, durante quei momenti i suoi compagni hanno fatto una cosa assolutamente straordinaria. Cioè, cosa hanno fatto i compagni di questo giocatore? Allora, prima di tutto il capitano è andato a soccorrere il compagno, l'ha messo in una posizione e ha evitato che, diciamo, inghiottisse la lingua. Tutti gli altri compagni si sono messi, senza che parlassero tra di loro, a protezione, diciamo, della privacy del loro compagno. Poi le immagini erano terrificanti, c'era chi pregava, chi faceva varie cose, e nel momento in cui il compagno è stato rianimato poi lo hanno accompagnato. Ecco, quelle sono le soft skill. Cioè, in quel momento il gruppo ha avuto la capacità di leggere la situazione, adottare dei comportamenti conseguenti. Avrebbero potuto correre tutti sul compagno impedendo i soccorsi, avrebbero potuto avere atteggiamenti, diciamo, in quel momento hanno invece avuto la capacità di capire cosa stava accadendo e adottare sulla base delle loro soft. E infatti la Danimarca ha fatto un grande campionato europeo perché erano squadra anche da questo punto di vista. Ecco, mi è venuto in mente questo episodio vedendo la locandina dell'evento. Tiziano ha fatto giustamente riferimento alla creazione e alla distruzione di lavori. Questo è vero. Nascono quotidianamente nuove professioni, e questo avviene in maniera sempre più velocemente. Tendenzialmente le nuove professioni nascono sulla base di 3 modalità: o per scissione, o per fusione, o per ibridazione. Scissione vuol dire che c'è una competenza, un'attività, si frantuma in altre sottoattività e da quella nascono nuovi lavori. Questo può determinare o la morte della competenza iniziale o la sopravvivenza di quella competenza e la nascita di una nuova attività lavorativa. La fusione invece è quando, per esempio, un esempio di questo tipo di competenza è oggi si richiedono specialisti capaci di lavorare in termini di software nell'interfaccia uomo-macchina. Quindi c'è una competenza di programmazione, c'è una competenza sociologica umanistica, come progettare lo schermo touchscreen della vostra autovettura, no? Quali sono gli elementi psicologici che l'utente può avere nel momento in cui interfaccia con quella. Lì ci sono degli specialisti che non sono programmatori, devono capirne di programmazione. Questa è un classico esempio di nuova professionalità che nasce per scissione. Poi ci possono essere professioni che nascono per fusione. Oggi abbiamo i vecchi manutentori, gli assemblatori. Oggi abbiamo delle professionalità che sono quelli manutentori dei robot che fanno l'assemblaggio dei vari ed è una professionalità nuova. Da ultimo poi c'è l'ibridazione. L'ibridazione è l'arricchimento delle proprie competenze originarie con competenze nuove, e questo avviene soprattutto
tornando alle soft skill, oggi io so fare una cosa, devo contemporaneamente aumentare, diciamo, la mia competenza tecnica avendo la capacità di lavorare in team, lavorare in gruppo, avere leadership. Si chiama sense of making, cioè avere il senso di quello che accade intorno a me. Immaginiamo quando un'azienda ha un problema, tipo magari un calo di fatturato, ci si deve sedere intorno a un tavolo e ciascuno, in base alla propria specializzazione, deve fornire per esempio la lettura del perché sta accadendo quello. Quello significa relazionarsi rispetto agli altri, capire, e questo è un processo iterativo per cui si raggiunge un risultato e poi si ritorna di nuovo. Quindi non avere questo tipo di capacità e di attitudini significa non entrare nel gruppo, significa non essere funzionale rispetto a quel tipo di competenza. Visto che ci piacciono le classifiche, noi abbiamo anche non ho la slide qui, chi vince e chi perde in termini di attività lavorative dopo il Covid. Diciamo che i settori che hanno avuto l'effetto più negativo sono ovviamente agricoltura, estrazioni minerali, industria della carta, con la crisi anche dei giornali, industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature. Ovviamente quelle che hanno avuto un maggiore sviluppo sono le industrie farmaceutiche, le industrie chimiche, l'istruzione e i servizi formativi e commercio all'ingrosso, penso ad Amazon. Chiudo, che forse sono andato anche un po' oltre rispetto al tempo. Allora, cosa dobbiamo fare per recuperare questo mismatch? Come detto, a mio modo di vedere, ridurre la simmetria informativa. Il mercato del lavoro è molto veloce, le famiglie, le persone, i lavoratori non conoscono le dinamiche fondamentali del mercato del lavoro. Studi internazionali dimostrano che più basso è il livello di istruzione delle persone, ovviamente minore è la consapevolezza rispetto al mondo nel quale queste persone si troveranno a lavorare. Bisogna orientare in maniera predittiva le famiglie e le persone, bisogna cambiare, a mio modo di vedere, in maniera radicale il sistema educativo. Allora, su questo nel nostro paese il dibattito, soprattutto negli anni 60 e 70, è stato un dibattito molto acceso e molto connotato anche ideologicamente. C'era un filone di pensiero che sostanzialmente era riassumibile così: io, scuola, devo formare il cittadino, quindi con la sua consapevolezza di cittadinanza, e non voglio formare dei manufatti per l'impresa. Utilizzo espressioni forti, chiare, per comprendere la distanza. È chiaro che la scuola non deve formare dei manufatti per l'impresa, ci mancherebbe altro, perché ovviamente formare dei cittadini consapevoli è un elemento di tutela e di garanzia, di coesione sociale per tutti. Però da qui a considerare la vita di una persona per silos, quindi il momento della formazione, il momento del lavoro, della pensione, vuol dire non aver capito che ci troviamo all'interno dei cosiddetti mercati transizionali del lavoro, dove le persone necessariamente avranno 1000 transizioni. Oggi le statistiche dicono che la durata media di un contratto a tempo indeterminato è 4 anni. Okay? Quindi, se questo è vero, vuol dire che ciascuno di noi siamo un po' più grandi, abbiamo già alle spalle alcune cose, ma molti dei ragazzi che entrano nel mercato del lavoro dovranno gestire decine di transizioni nella loro vita. Transizione vuol dire dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro, dal lavoro al non lavoro, perché quello è un momento importante per formarsi, per esempio, e dal non lavoro al lavoro. Per fare questo cosa occorre? Occorre un sistema di servizi al lavoro degno di questo nome. Da questo punto di vista, se voi mi chiedete se sono ottimista o pessimista, diciamo che sono ottimista in Veneto e in qualche altra regione, per non fare torto a nessuno. Sono molto pessimista in termini complessivi, perché nel nostro paese, io non voglio entrare nelle polemiche del reddito di cittadinanza, dell'assistenza, sono cose che mi interessano poco, la cultura dei servizi alla persona è ancora in ritardo. Quando si parla di politiche attive del lavoro si assiste a un dibattito che io trovo stucchevole tra pubblico e privato, chi è meglio, chi è peggio. Secondo me non è questo un modo serio per affrontare i problemi, però abbiamo l'obbligo di essere ottimisti. Scusate, ho fatto una corsa e spero di non avervi annoiato. Grazie. Grazie dottor Di Maio. Mi è impressionato quel dato sulla durata media del tempo indeterminato, 4 anni, vuol dire che una carriera lavorativa di 40 anni media prima di raggiungere la pensione ci saranno quindi 10 diversi posti di lavoro in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria professione. E vi chiedo di fermarvi altri 5 minuti qui con me. Chiamo qui sul palco un ospite a sorpresa,
l'ingegnere Francesco Turrini, componente del CDA di MAV, Man at Work, uno degli attori privati appunto che li vede impegnati sul fronte proprio sul nostro territorio in Veneto, con numerose filiali, compresa la stessa filiale qui di San Donà di Piave. Prego Francesco. Ok, quello che hanno detto loro è tutto giusto, quindi perché qui io mi immagino ci siano manager, imprenditori che dicono vabbè, allora adesso vado a casa, cosa faccio? Torno in azienda, cosa faccio? Vorrei in 5 minuti, magari ne prendo anche 7, cercare di darvi 2 risposte. Allora, per fare questo e per avere la vostra attenzione dirò 2 cose. I manutentori sono finiti, i saldatori sono finiti, non ci sono i muratori, non ci sono. Cioè posso continuare con quella lista là, ma sono finiti. È inutile che mi chiediate un tecnico commerciale. Il tecnico commerciale molle, tecnico, non c'è, finiti. Quando dico finiti vuol dire che per una vostra richiesta, cioè per uno che ce n'ho, avrò 10 richieste. Cioè se io adesso avessi 500 periti tecnici, qualsiasi periti tecnici usciti da, e mercoledì, lunedì li ho mandati a lavorare. Lunedì. Chiaro? Non ci sono finiti. La seconda cosa che vi voglio dire è che i tempi sono completamente cambiati. Cioè tutto quello che hanno fatto è giustissimo, ma è come, avete presente un'onda che diventa sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più... Ecco, il tempo si sta accorciando. Il tempo con cui una competenza diventa obsoleta, con cui abbiamo il tempo di fare queste cose. Sì, prima avevamo 2 anni per farla, adesso sono rimasti 6 mesi. Cioè, del resto, se voi guardate, la prima rivoluzione industriale è durata 140 anni, la seconda 100, la terza 40, adesso che siamo nella quarta, cioè forse siamo già nella quinta, senza neanche esserci accorti. Ok? Quindi i tempi sono finiti, sono questi. Qual è l'implicazione per voi? Quindi voi cosa dovete fare? Partiamo dal fatto che non ce ne sono più. Di quelli che voi avete bisogno, io non so cosa siano, non ce ne sono più. Quindi dovete pensare al vecchio imprenditore. Ci vorrei scrivere un libro sui vecchi imprenditori. Purtroppo scriviamo i libri sui cantanti, sui calciatori. Ma io invece, che noi abbiamo 3.000 clienti, io ce ne avrò almeno 20 che sono delle star, fan della roba, cioè quello che lava l'insalata, no? E fa l'insacchetto. Questi qui fanno delle cose che prima non c'erano e magari hanno costruito una macchina per farlo, hanno modificato, si sono inventati il pezzettino. Ecco, ci volevano anni, ma tu sapevi che costruivi la macchina. Bene, adesso quelle persone che io vi ho detto non ci sono più, bisogna costruirle. Lo facevi anche nella prima rivoluzione industriale, avevi preso il contadino e lo mettevi sul tessile, sul mercato, però avevi quanti anni avevi prima che cambiasse sta roba qua? E invece adesso c'hai 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Ve lo dovete costruire e avete tempi brevissimi. Questo significa che bisogna cercare di muoversi prima. Cioè non è che mi puoi chiedere, c'ho bisogno di 10 muratori tra una settimana. 10 muratori tra una settimana, tu sai che abbiamo fatto il convegno, non ci sono, ma devi ancora partire il 110%. Ti ricordi i numeri? Devi ancora partire. Quindi quando sarà partito, voi chiamerete per avere l'idraulico, il muratore, per aggiustare qualcosa, ci vogliono 6 mesi per averlo. Quindi voi, prima cosa, dovete pensare che le persone di cui avete bisogno le dovete costruire e vi dovete muovere molto molto prima. È un investimento, perché adesso dice, ma adesso non ne ho bisogno, comincia, perché dopo sarà troppo tardi. L'ultima cosa, che secondo me è super attinente al titolo e anche alle cose che vedrete dopo sui soft skill, è una implicazione del fatto che non ce ne so più. Cosa implica queste qua? Che ognuno di voi poi quando mi chiama uno dei nostri filiali e dice guarda, noi nel distretto qui abbiamo un patto di non concorrenza, però tu
potresti mica telefonare a quello là dentro l'azienda, fai 2 telefonate, tu dici, poi io lo prendo, lo facciamo uscire, sta 3 mesi fuori, io me lo assumo io. Cioè, cosa voglio dire? Che pescano tutti nel vostro giardino. Quindi non solo, non ci sono quelli da far entrare, ma quei 5 importanti che avete, ve li dovete stracoccolare, perché stanno pescando nel vostro giardino. Io ve lo dico, cioè, tutti quelli che sono miei clienti, io non ci vado a pescare, ma tutti quelli che non sono miei clienti, vado a pescare nel suo giardino. Quindi lo faccio tutti i giorni, quindi non è che mi sto inventando delle robe. Questo che implicazioni ha? Che voi, e non è solo una questione di soft skill, ma è anche una questione di soft skill, dovete fare della vostra azienda un'organizzazione di persone fantastiche, dove è fantastico lavorare. Questa è un'implicazione anche strategica, dovete avere un sogno della Madonna, cioè non è che potete dire facciamo 2 o 3 lavorini, perché se avete quello bravo, sì, a fare 2 o 3 lavorini, trova da un'altra parte. Perché o continuate ad aumentare gli stipendi o dovete offrire un posto fantastico dove lavorare. Ed è una questione strategica, è una questione manageriale, perché poi queste persone devono essere coinvolte, bisogna raccontargli dove vanno. Dovete creare una market offering del vostro posto di lavoro. Quando chiamate un ragazzo nuovo per entrare, non siete più voi che fate la soluzione, il colloquio a lui. È lui che fa il colloquio a voi. E dovete vendergli la vostra posizione, la vostra offerta di lavoro. Quindi dovete farlo a quelle che entrano, ma soprattutto a quei 5-10 bravi che adesso ho 7 minuti, per cui chiudo dicendo: dovete costruirvi le persone, perché fuori non ci sono, perché tutte queste cose che hanno detto loro sono giustissime, ma richiedono tempo. Se stiamo parlando di riorganizzare la scuola, sì, tutta roba che arriva, ma intanto voi cosa fate? Ve li dovete costruire adesso. Seconda cosa, occhio, perché pescano nel vostro giardino. E non è una questione di offrire 50 euro in più, perché quella corsa lì la possono fare tutti. 50 euro in più la possono offrire tutti. La corsa è: faccio della mia azienda un posto fantastico in cui lavorare. Questo è un po' il tema dell'Awesome People che vedete in MAV, che è una cosa che noi facciamo. Bene, io vi ringrazio, mi scuso se sono andato sopra i 5 minuti, sono qua, quindi magari dopo... Grazie a te Francesco, 7 minuti intensissimi, veramente, che hanno toccato veramente tantissimi argomenti, temi e dato indicazioni importanti ai nostri imprenditori e responsabili risorse umane qui presenti, ma anche chi ci segue in streaming sulla nostra pagina Facebook. Sicuramente quello di partire fin da subito nella costruzione delle nuove risorse umane che andremo a assumere, ecco che gli strumenti che anche Regione Veneto mette in campo tramite Fondo Sociale Europeo, ma anche altri strumenti, fondi internazionali, Formatemp, sicuramente possono aiutare le aziende in questi percorsi, in questi investimenti. Bene, ringrazio i nostri relatori, Tiziano Barone e Agostino Di Maio, veramente interventi preziosissimi. Chiamo ora qua sul palco i prossimi nostri relatori, chiamo la dottoressa Agnese Scappini, psicologa del lavoro e dei contesti, dottoressa in filosofia specializzata in etica delle relazioni umane, prego. E chiamo dottoressa Alessia Bergamo, che lavora presso PricewaterhouseCoopers Italy ed ex presidente di Gest Junior Enterprise. Prego, accomodatevi qui con me. Vi passo il puntatore così potete far partire le vostre presentazioni. Prego, a voi la parola. Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Presidente, Direttore, tutti gli organizzatori perché è fatto molto bene e quando le cose sono fatte bene danno dignità all'oggetto di cui si parla, e qui si parla di lavoro ed è giusto che abbia dignità. Poi mi collegherò al tema del va costruita la persona perché mi interessa molto e in realtà è un po' come io ragiono. Allora, io inizio, avete visto, sono laureata in filosofia, perdonatemi, ma parto dalla filosofia. Questo è un testo, a mio avviso,
di 2500 anni fa, che tuttavia contiene i nuclei fondamentali di che cosa è una comunità e di come noi funzioniamo. E viene detto per la prima volta in maniera logico-razionale. L'uomo per natura è un essere socievole. Quindi chi vive fuori dalla comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è superiore all'uomo, o è bestia o è Dio, dice Galimberti. Proprio come quello biasimato da Omero, privo di fratria, di legge, di focolare. Ora non ragionate comunità statale, pensate comunità azienda, organizzazione, ok? Tale è per natura costui e insieme anche bramoso di guerra. Questo è un nucleo fondamentale. Chi è di fuori da un gruppo solitamente è frustrato, ha un'indole e una tendenza alla frustrazione e anche all'aggressività. È chiaro quindi per quale ragione l'uomo è un essere socievole, perché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo. Questa è una frase fondamentale che riprenderò dopo, i nuclei che qui sto dicendo e li svilupperò dopo. Lo scopo è quello che ci descrive. Che cosa ci descrive realmente l'obiettivo che ci diamo nella vita? E l'uomo, solo tra gli animali, ha la parola. Intendiamo la parola per comunicazione, non solo parola parlata e linguaggio parlato. La voce indica quel che è doloroso e gioioso, quindi ce l'hanno tutti gli altri animali, ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo, di conseguenza il giusto e l'ingiusto. Questo è infatti proprio dell'uomo rispetto agli altri animali, di avere egli solo la percezione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. Pensiamo alla ricerca dei valori nell'azienda, no? I valori comuni che dobbiamo avere perché l'organizzazione sia in sintonia. Il possesso comune di questi costituisce la famiglia, lo Stato e qualsiasi altra comunità. E per natura lo Stato è anteriore alla famiglia, a ciascuno di noi, perché il tutto deve essere prima della parte. Questo è importante, la Gestalt poi tradurrà questa frase in il tutto è sempre maggiore della somma delle parti. La nostra entità, la nostra azienda è sempre il significato, chiamiamolo il brand, è qualcosa che è superiore a tutti gli individui che la compongono e alle azioni che la compongono, è qualcosa che va oltre perché è l'energia di interazione che c'è all'interno di questa realtà. A questo proposito, riguardo la socievolezza dell'uomo, non era scontato. Tutt'oggi, a volte alcuni non sono poi così certi che l'uomo sia un essere socievole. È stato ripreso, questo forse è l'argomento, è il brano più citato in tutta la storia. L'hanno ripreso Rousseau, no? Voltaire, insomma i grandi politicanti dell'epoca forse più importante. Oggi noi lo sappiamo con certezza che è così. La psicologia lo ha confermato scientificamente. Tutte le mie frasi ho messo la mia, non l'ho menzionate in testi, alcune sì, alcune no. Non siamo reali fin tanto che qualcuno non ci riconosce un'identità, lo sguardo di una madre, il nome di un padre. Questo è il primo esperimento più importante, l'esperimento di Harlow, che ci dice scientificamente che siamo esseri sociali, perché queste scimmiette neonate venivano tolte dalle madri naturali e messe in delle gabbie con due madri surrogato. A sinistra la madre un pochino più accudente, con una copertina, quindi un po' trasmetteva più calore, mettiamola così, e da là, tra parte a destra, una madre surrogato, vedete che di madre ha ben poco, però aveva del latte, quindi del nutrimento. Tutte le scimmiette sceglievano la madre più accogliente, cioè non il cibo. Il cibo non è la nostra prima ricerca. Ciò che ci dà identità è l'altro, è la socialità, l'accoglienza, l'accudimento. Ci sono poi esperimenti anche più drammatici che raccontano di bambini abbandonati in orfanotrofi rumeni che venivano solo alimentati con il latte e che non arrivavano all'anno di età. E in queste grandi camerate i bambini più vicino alla porta, quindi dove la luce entrava più spesso e vedevano più movimento, sopravvivevano leggermente di più. E questo è molto importante perché noi non siamo esseri con un istinto, diversamente da tutti gli altri animali. Questi sono i due nostri primi riflessi che raccontano la socialità per eccellenza. Il riflesso prensile è riferibile a quando eravamo appunto primati per aggrapparci alla mamma, al pelo della mamma appunto. Il sorriso. Il sorriso, chi è esperto in comunicazione, chi fa corsi di public speaking, il sorriso è fondamentale perché crea un'interazione sicura, una socialità sicura. Questi due elementi io l'ho collegati a questo fattore S, è il fattore spontaneità.
Moreno è colui che ha inventato lo psicodramma. Lo psicodramma è una tecnica che io utilizzo, studio, molto bella secondo me, che si tratta di mettere in scena cose traumatiche, sogni e tanto altro, insomma molto particolari. Tuttavia l'inventore ha osservato una cosa peculiare: noi non abbiamo istinti ma abbiamo la spontaneità, cioè tutto ciò che accade dal bambino quando è neonato è frutto di sue azioni spontanee che hanno un feedback dall'ambiente. Quindi è il feedback dell'ambiente che ci costruisce. La persona infatti si costruisce e viene costruita dalla comunità, dalla socialità, all'inizio dalla madre. Non c'è un'azione che è istintiva. Mi direte, la suzione, ciucciare. Sì, ma non appena io dovessi cambiare, anche nelle brevi ore dopo il parto, la forma di alimentazione in una qualsiasi altra che verrebbe inventata, questa suzione verrebbe persa, questo stimolo qua. Siamo quindi in continua costruzione e la spontaneità è fondamentale oggi nei ragazzi, perché è la spontaneità che ci fa trovare soluzioni nuove. Il predisporre e il costruire fa sì che ci mette nelle condizioni migliori, poi vedremo, per essere spontanei. E solo provando nella realtà ciò che spontaneamente mi viene in mente, io capisco se è giusto o sbagliato, perché ho il feedback dal contesto, dall'altro, dalla mia azienda, dal mio titolare. Questo è importante relativo sempre al brano che dicevo, no? L'uomo che è fuori dalla comunità. A livello proprio neurobiologico, neurologico, neuroscientifico, pensate che l'esclusione sociale, cioè l'essere escluso da un gruppo, che poi è una cosa tipicamente del bullismo al femminile, attiva le stesse regioni cerebrali di una martellata in un piede. La cosa, no? C'è un dolore, ma un dolore cognitivo. Quindi la martellata nel piede ha tra l'altro tutta una serie di reazioni biologiche che riassorbe l'ematoma, che fa passare, eccetera, eccetera. Il dolore cognitivo come lo riassorbo? Tra l'altro ha una durata, non è un evento unico come la martellata, perché l'esclusione perdura nel tempo. Immaginiamo oggi essere fuori da un contesto, essere fuori dal contesto lavoro. Le persone che mi dicono sono fuori dal mercato del lavoro, no? Chi magari è più grande, chi l'ha perso adesso, è un dolore cognitivo, provoca una frustrazione. La frustrazione nel tempo riduce l'energia, la riduzione di energia mi limita al massimo alla spontaneità, io non vedo più nuove soluzioni. In realtà quello che faccio io al lavoro, nel mio studio, sia con i ragazzi che con le persone più grandi, è riampliare il raggio di osservazione, perché le occasioni ci sono. Questo è importante perché la relazione, appunto, comunicazione, abbiamo visto che l'uomo è l'unico ad avere un linguaggio e l'uomo ha tante forme di comunicazione. Noi ci strutturiamo tramite un linguaggio interno. La prima forma di linguaggio è un'interazione con la madre. Questa interazione viene poi introiettata, permettetemi termini un pochino più tecnici, però danno più l'idea, no? Cioè viene messa dentro, quindi come io ho appreso a comunicare con l'altro, comunicherò con me stesso e mi descriverò. Come io mi descrivo, mi rifletto. Ho un ragazzo giovane di 25 anni, sicuramente anche molto bravo nel lavoro, però mi dice sempre, ma credo che sia facile, sminuisce tutto ciò che fa. Come faccio io? Come faccio a insegnare all'altro che quello che faccio ha valore se per primo lo sminuisco? Questo arriva come messaggio, no? Però è un riflesso di un linguaggio interno, il logos. Logos è un termine greco e quando usiamo questi termini dobbiamo un po' osservare, no? la cultura da cui provengono, ed è un termine che non si riduce a linguaggio, è razionalità, è raziocinio, è ragionamento. Quindi ha sia una sfera privata, individuale, sia una sfera pubblica, cioè sia un portare fuori che un portare dentro, perché quando io parlo con me stesso porto dentro anche qualcosa, cioè sto narrando la mia esperienza esterna. Come io reagisco, e qui veniamo al dottor Di Maio riguardo all'esempio effettivamente molto bello dei calciatori, la soft skills ha di meraviglioso, che poi vedremo, il fatto che è qualcosa di come io reagisco all'ambiente. E
Per questo io sono un po' contro tutte le definizioni che oggi vengono date, sono competenze innate. Di innato diciamo che oggi siamo arrivati a un punto che innato c'è ben poco. Tutto è costruito come in un film nel movimento, noi siamo un continuo adattamento all'esterno, cioè a ciò che ci arriva dall'esterno e a ciò che sentiamo all'interno, ovviamente. Il Logos ha quindi questa caratteristica di comprendere tutti e due i discorsi, perché comunque è nel discorso che noi ci costruiamo. Prima sviluppiamo un dialogo interno che è appunto anche il pensiero e poi questo piano piano lo riportiamo, dopo averlo introiettato la prima volta, lo riportiamo fuori con l'altro. Però l'altro non è più mia madre o mio padre, a quel punto l'altro è totalmente altro da me, è diverso da me. Quindi io dovrò fare un lavoro maggiore per trovare un punto d'accordo che avviene al centro. E questo Feuerbach è un filosofo, è quel filosofo che disse che non esiste niente nella realtà se noi non la interpretassimo o non la percepissimo. È uno dei primi filosofi che in maniera provocatoria ci disse che fondamentalmente la realtà è un nostro prodotto, no? Un prodotto della nostra lettura. Ovviamente questo è in parte molto utile perché come io leggo la realtà agisco verso la realtà. Ovviamente se la realtà è un disastro, sono tutti ladri, io sto ben barricato dentro casa e non mi muovo, ma come io leggo la realtà dipende da quel linguaggio interno che io ho costruito, quindi come io mi leggo in prima battuta. Le idee scaturiscono solo dalla comunicazione e dalla conversazione dell'uomo con l'uomo, perché effettivamente è nell'uscita da me che io creo qualcosa di nuovo. Questo è molto importante perché è la matrice di qualsiasi evoluzione e sviluppo, no? Il conflitto. Questo conflitto che dobbiamo ridurre, eccetera. Il conflitto ben pensato, ben strutturato, ben gestito è la nascita del nuovo. Perché quando io riconosco l'altro come diverso da me, io sono costretto a fare un'azione di andare contro l'altro o anche di retrocedere, ma comunque sia devo andare in uno spazio che non è più io, cioè uno spazio autistico. Se io sono sola posso dire che il cielo è rosso e nessuno mi dice che non è vero. Nella società, nella socialità, tutti insieme possiamo avere un valore comune, accordarci sul fatto che il cielo è blu. E quindi io mi riconosco in virtù di quella comunità, non in virtù della mia solitudine. Poi è ovvio che la spontaneità mi permette e nasce dall'individualità, però l'individualità che permette la spontaneità deve essere concessa dalla comunità. Come diceva prima, l'università non può creare dei manufatti, vero? Deve creare delle condizioni perché qualcuno si sviluppi. Un tracciamento, io dico, no? Perché poi alla fine il limite è fondamentale. Questa separazione con l'altro, pensiamo ai problemi in azienda, no? Cioè tutte le novità, pensiamo alla pandemia forse come esempio addirittura assoluto, abbiamo appreso cose nuovissime in un tempo brevissimo, anche a utilizzare strumenti, ci sono persone anziane che oggi sanno utilizzare gli strumenti perché debbano farlo, insomma, in una qualche maniera. Però e qui arriviamo a qualcosa che va anche oltre la dualità, è un concetto che è molto importante. È nello spazio che si crea la separazione che nasce il senso etico della relazione. Per etico intendo universale. Ciò che io propongo e come mi propongo devo concederlo a tutti gli altri, eticamente, perché così l'altro mi riconosce in virtù del fatto che io riconosco lui. E questo è ciò che accade, no? Nel lavoro, l'etica nel lavoro è proprio questo, creare le condizioni perché tutti possano svolgere e realizzare la propria individualità, quindi la propria individualità, o meglio la condizione della propria individualità deve essere universale, cioè valida per tutti. E questo è molto importante. Io lavoro anche con le scuole, con lo sport. Adesso questi ragazzi hanno questa sorta di annichilimento, no? Non sanno quello che devono fare. Io quello di cui tratto più con i ragazzi appena usciti dall'università o dai licei è appunto trovare una strada. E paradossalmente è il limite che mi aiuta a trovare sta strada. È chi mi dice dove io posso arrivare, anche quello che non posso fare. Sapete questi ragazzi arrabbiatissimi, io non posso, no? Non si può dire a un ragazzo che non può fare una certa cosa. Non si può dire, però se viene detto e il ragazzo
rimane molto colpito, evidentemente in quella certa cosa ha una predisposizione e quindi ci dovrà lavorare. Cioè trovare nell'ostacolo, parlavo con un ragazzetto a 16 anni, no? Sono tutti, avrete adolescenti, non lo so, sono tutti molto pronti ad affermare le loro idee, giustamente, e mi diceva io ce l'ho con questo proprio non mi piace. Io ho detto bene, è da non mi piace che io arrivo a capire che cosa mi piace. È dal limite, è dal no, dico ai genitori, che si costruisce l'educazione, non dal sì. È nell'argine che io so dove ho libertà d'agire. Se io non so dove devo andare, e qui poi andremo agli obiettivi, non parto. E i ragazzi oggi fanno questo, non partono. E la costruzione è fondamentale in questo senso. Cioè avere un mentore, qualcuno che ti osserva e ti dice e ti dà quel feedback. Poi può essere totalmente diverso dalla natura che io mi sento dove non mi trovo bene, per l'amor del cielo, ma almeno cambierà, ma almeno saprà già dove non dover andare. E questa è la frase per cui ho menzionato il fatto che la natura ha uno scopo e che è l'obiettivo che ci descrive. Noi non siamo, il nostro lavoro non è un nostro prodotto, noi siamo prodotti del nostro lavoro, è la nostra azione che ci descrive, non sono i nostri pensieri. I nostri pensieri sono ipotesi, io posso pensare la stessa cosa nel giro di 5 minuti, ma poi è quello che andrò a fare che mi descriverà. Posso dire qui che sono gentile, generosa, tutte le qualità del mondo, ma è se io offro quel caffè a quella persona che magari mi sta anche antipatica che sono generosa. E lì avrò il feedback dell'altro che me lo conferma. Se no viviamo in un mondo autistico e dove c'è l'autismo non c'è contenimento, non c'è confine. E sappiamo benissimo che la maggior libertà è quando si rispetta, no? La libertà altrui e quindi un confine. Questo è quello che dicevo prima, appunto il riconoscimento e l'assoluta reciprocità con l'altro. Io posso riconoscere l'altro in virtù del fatto che so che lui mi riconoscerà. È un dono. La stessa comunicazione viene etimologicamente dal latino. Io ti do un dono perché fondamentalmente so che mi sarà restituito. Quindi una reciprocità. E non è per niente scontato perché io posso comunicare se dall'altra parte ho l'ascolto. Una delle fatiche, no? Prima parlavo del webinar, è che io non ho il feedback dell'altro che mi ascolta, non lo percepisco e noi ci percepiamo ovviamente. Sfera pubblica e sfera privata è un argomento che a me sta molto a cuore. In tutte le formazioni che ho fatto, io mi occupo di comunicazione anche e ho sempre esordito dicendo che oggi non si può dividere più la persona pubblica da quella privata. Oggi il social ci mette in una predisposizione ad essere in vetrina, mettiamola così. Quindi, soprattutto nell'ambito privato, ma io ho accostato alcuni amministratori delegati, non mi piace dire che ero la mental coach, diciamo erano clienti. Circa 4 anni fa uno in particolar modo aveva preso questa abitudine. Ogni persona con cui faceva il colloquio, non lui, ma gli facevano questo nominativo, andava a vedere su Facebook il suo profilo. Ed è una cosa oggi molto consueta, no? Effettivamente il nostro profilo ci dice chi siamo nel privato. Ho fatto delle formazioni all'ordine degli psicologi, all'ordine degli infermieri sul giusto utilizzo dei social, perché nel momento in cui si appartiene ad un ordine, ad una comunità, quindi ad una totalità, io devo rispettare. Ho stilato policy proprio aziendali, sia interne che esterne, su come comportarmi verso l'azienda. Era l'epoca del boom, c'era ancora un vuoto giuridico in questo senso, adesso comincia un attimino ad essere un po' più strutturato, mettiamola così. Tuttavia si è cominciato a creare una cosa per cui se una persona fa il mio nome ad un'altra, la prima cosa che fa questa è venire a vedere i miei profili. Quello che noi riteniamo essere, ed ecco perché è anche importante saper utilizzarli oggi, chi è privatamente quella persona? Noi la vogliamo conoscere, vogliamo sapere chi è l'altra persona. E ci descrive quello che fa e paradossalmente oggi la piattaforma del social mi racconta quel che fa quella persona. Si crede quasi meno alle parole dell'amico che mi parla di quella persona rispetto a quello che ha pubblicato. Creazione e condivisione di significati, ovviamente questa sfera pubblica e questa sfera privata o meglio io direi questa coerenza fra le due sfere fa sì che io possa
sposare dei valori in maniera più facile, perché se sono una persona ovviamente diciamo non attenta all'ambiente, ma entro a far parte di un'azienda attenta all'ambiente, è giusto che anche nel mio privato io cominci ad essere attenta all'ambiente, quindi il mio valore deve diventare anche quello, cioè devo acquisire quel valore. E anche al contrario, ovviamente, se sono un attento all'ambiente sicuramente faticherò molto se entro in un'azienda dove vedo grandissimi sprechi o quant'altro. Se io sono in coerenza con ciò che propongo al mondo e ciò che sento, sicuramente mi predisporrò anche meglio al mondo, questo è un fatto. Il contesto del lavoro, sia pubblico, ovviamente è una comunità, tornando appunto al primo brano. Gli psicologi del lavoro fanno un lavoro di testistica a volte per analizzare il benessere organizzativo, perché si è scoperto che se c'è un buon livello di benessere organizzativo all'interno dell'azienda, l'azienda ha una produttività maggiore o se non altro migliore. Fa parte del benessere organizzativo tutta una serie di variabili, ovviamente in ultimo oggi anche l'ambiente, il luogo di lavoro, insomma, lo studio, eccetera, eccetera. Tuttavia lo scopo qual è? Sempre tornando all'obiettivo che ci descrive. Lo scopo è creare un ambiente che predisponga il lavoratore in tutti i suoi livelli a dare il meglio di sé, a strutturare anche la spontaneità. Che la spontaneità, attenzione, non è una reazionarietà, una rivoluzione, ma è semplicemente quell'idea nuova che mi fa risolvere un problema, piccolo o grande. Quando ci riuniamo intorno al tavolo perché l'azienda ha dei problemi, è nell'interazione con l'altro che io trovo anche l'energia, perché se ho fiducia tra l'altro, se ho la fiducia dell'altro, anche del mio superiore, io certamente proporrò più agevolmente le mie idee. Se sono intimorito, intimidito o quant'altro, non lo farò. Questo poi vediamo sarà parte anche delle soft skills. E quindi è importante, a mio avviso, oggi cercare anche un'etica. Un'etica, semplicemente una costruzione anche nuova di valori, perché gli strumenti, come si diceva prima, stanno cambiando drasticamente nel mondo del lavoro. Siamo una società liquida, dice Bauman. Non esiste più il lavoratore che deve fare, non esisterà tra l'altro più il lavoratore che deve saper fare una sola cosa. Oggi ragazzi che mi arrivano e mi dicono io ho studiato questo, e io gli chiedo che cosa ti piace? Perché quello che mi piace, la mia passione, potrò metterla al servizio poi dell'azienda. Sono bravo con i computer, ma ho studiato tutt'altro. Ben venga, no? Ci mancherebbe. Sono bravo con i computer, lavoro a livello informatico, ma mi piace dipingere. C'è sicuramente una creatività. Immaginiamo a livello di immagine e comunicazione quanto può essere utile. Questo, il non, ovviamente più siamo settoriali, più è gestibile una situazione, no? Questo è un fatto, è quello che ci ha portato ad oggi, alla settorialità del lavoro in questi decenni. Ma adesso sta cambiando, oltre al fatto che sta cambiando la velocità, appunto. Io devo acquisire nuove competenze nel breve termine. Pensate che noi in 2 mesi acquisiamo le informazioni che tale Aristotele acquisiva in 1 anno, cioè un uomo di quell'epoca acquisiva, scusate, in una vita intera. In una vita intera, noi l'acquisiamo in 2 mesi, la quantità di informazioni. Le soft skills, questa è la definizione che mi piace un pochino di più, proprio perché non esiste, noi abbiamo pochissimo di innato, nel senso che tutta la nostra struttura di personalità si costruisce nello stimolo e risposta, nell'adattività all'ambiente e anche all'ambiente interno. Le soft skills quindi hanno a che fare molto con l'epigenetica, cioè a come noi rispondiamo all'ambiente esterno. Più ovviamente un ambiente esterno, un ambiente salubre, chiamiamolo così, e per ambiente esterno io intendo, perché queste cose si sviluppano già nei primissimi anni, certe predisposizioni. Per ambiente quindi sano intendo un buon rapporto familiare, cioè con i genitori, un sano attaccamento con i genitori. Più questo ambiente è sano, più ovviamente sarò nella condizione di sviluppare o adattarmi a sviluppare soft skills, perché noi le sviluppiamo anche in base al bisogno. Posso non essere predisposto, tuttavia nella mia famiglia c'è bisogno, essendo io il primogenito di 7 figli, che abbia una buona competenza di leadership e la sviluppo, perché noi rispondiamo all'ambiente così. Problem solving, perché ho messo prima il problem solving? Perché la capacità di risolvere i problemi, no? In maniera efficace e anche nel breve termine, se è possibile.
Quando però le persone mi parlano di problem solving, lo associano molto alla razionalità. Io devo risolvere un problema ragionando, no? E molte volte, penso vi sarà capitato, avrete sentito che la soluzione arriva un giorno così mentre sto facendo altro, no? Non c'è bisogno di portare grandissimi esempi. Allora, la razionalità è appannaggio di questa parte del nostro cervello, della corteccia prefrontale, cioè la parte più evoluta e anche più nuova e giovanissima in termini di evoluzione. Stiamo parlando di pochi millenni di anni. Tutta questa parte qui, quindi dove risiede, si chiama il cervello rettiliano, il cervello mammaliano, cioè il cervello che abbiamo in comune con i rettili, quello base, e quello che abbiamo in comune con i mammiferi, il cervello quindi delle emozioni, ha migliaia e milioni di anni. Quindi ha una competenza enorme. Quell'insight, quell'intuizione che viene è suo appannaggio perché? Perché le variabili in gioco nella risoluzione di un problema sono talmente tante che razionalmente noi non riusciamo a processarle nel breve termine, non riusciamo a tenere il nostro span di cifre, si dice, o comunque di memoria di lavoro è di 5 più o meno 2 di cifre, cioè di cose che si possono tenere in memoria nel breve termine. Quando io devo quindi prendere decisioni anche importanti, risolvere cose importanti che mettono in gioco tante cose, subentra tutta un'altra parte che ha una competenza infinita. Tra l'altro ha anche la competenza delle emozioni. Pensiero critico. Il pensiero critico è molto importante, è anche quello che diceva prima il dottor Di Maio rispetto al saper osservare le cose, cioè com'è la realtà oggi, fare dei parallelismi. E soprattutto il pensiero critico è anche il saper mettere in crisi il proprio pensiero, che è una delle cose, no? Che tendenzialmente più ci viene difficile, è una cosa normale. Noi siamo un sistema ergonomico, siamo per il risparmio energetico, ciò che ha funzionato fino a ieri io lo ripropongo perché funzionava, perché devo impiegare più energie per trovare qualcosa di nuovo. Il pensiero critico ci permette di metterci in crisi e quindi poi nel mettermi in crisi io valuto più realtà, più disposizioni. E allora lì posso anche avere una visione più lucida anche dell'altro, perché a quel punto posso osservare, riducendo anche il carico di emotività, chi è ad esempio quello giusto per un certo compito. Magari è meglio di me in quella cosa lì, però se alla fine nel farla il beneficio torna a tutti perché la totalità è sempre anteriore alle singole individualità, allora ben venga il pensiero critico e l'altro. La creatività, ecco, io la chiamo un po' fattore S, ma insomma è la capacità appunto di riorganizzare ciò che noi conosciamo dando frutti nuovi. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, questo lo sappiamo. Tutto ciò che è nuovo fondamentalmente viene da una riorganizzazione di quello che già conosciamo. Ecco perché porto Aristotele, ecco perché in realtà anche nel mio studio ai miei figli, fino all'inverosimile, ripropongo certe conoscenze, perché se una cosa ha valore io la posso rivedere e riorganizzare nel contesto attuale, perché fondamentalmente è sempre il nostro manufatto, è sempre il nostro prodotto, ed è il prodotto che ci descrive, tra l'altro. Questa è la famosissima intelligenza emotiva, che io però sempre nel mio modo un po', non vorrei che confondeste con l'empatia, perché l'empatia è la capacità di percepire lo stato d'animo altrui, no? E di sentirlo, anche di parteciparvi. Solo in virtù di quello che abbiamo detto anche prima, non sempre questo può essere utile. Nel mio lavoro, se fossi troppo empatica, piangerei ore e ore dentro uno studio, no? L'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere innanzitutto le proprie emozioni. Che cosa mi ha disturbato oggi? Sono ansioso, no? Sto facendo un movimento. Che cosa è che mi sta frustrando? Qual è il pensiero che mi disturba? Perché se io non lo vedo, sicuramente magari scaricherò questa rabbia. Mettiamo la mattina, mia moglie mi ha dato una risposta che non mi è piaciuta. Vado al lavoro, non mi sono per niente reso conto che questo ha suscitato in me un po' di frustrazione, la scarico sul primo che incontro. E quindi creo immediatamente tutta la giornata all'insegna della conflittualità. Allora, riconoscere che cosa mi ha disturbato mi permette di dispormi al mondo in un'altra maniera e anche a quel punto di risolvere in un'altra maniera. Ovviamente nel momento in cui riconosco le mie emozioni sarò anche più portato a riconoscere quelle dell'altro.
che non è detto che le debba proprio sentire, percepire, perché io posso aiutare una persona. Vedo che il mio collega di lavoro oggi è particolarmente turbato, è successo qualcosa in casa, e io posso aiutarlo senza che sto lì a piangere con lui, magari facendo del lavoro che è anche suo. Questa è la soft skills, questo è attuare delle adattività all'ambiente nel momento in cui c'è bisogno e che siano più efficaci possibili. La capacità di prendere decisioni, questo è appannaggio poi direttamente connesso anche al problem solving. Che cos'è la caratteristica in realtà più tipica di questa capacità? La capacità di prendere decisioni, come anche di fare scelte, ha una difficoltà che non è quella verso cui scelgo, ma quella a cui rinuncio. Le persone brave a decidere sono molto brave a rinunciare. Ecco perché una delle educazioni, a mio avviso, più importanti che si deve dare ai nostri figli, ma anche ai nostri dipendenti più giovani, è imparare a rinunciare a qualcosa, togliere qualcosa più che dare. Perché la decisione io riesco a prenderla lì. Oggi la gran confusione che c'è nel mondo del lavoro, ma anche dello sport se vogliamo, è che io non so scegliere perché ho talmente tante opportunità che, diversamente da una volta che io sceglievo, no, rinunciavo a una cosa al massimo, le alternative erano 2, oggi se io scelgo una cosa rinuncio a 10, 15, la proporzione è molto sproporzionata. E come mi devo sentire? Senti ragazzi che dicono, se avessi fatto questo, c'era questa possibilità. La capacità di rinunciare, così come per un manager, è fondamentale, e quindi di assumersi la responsabilità del fatto che ho scelto di rinunciare a quella cosa lì. La tolgo. Orientamento al servizio è l'importanza ovviamente dello stare nel contesto, che io lo chiamo in realtà uno stare nel mondo. Ogni azione fa parte delle leggi di ogni comunità, ogni azione di un individuo ricade sugli altri, ogni emozione di un individuo all'interno di un gruppo ricade sugli altri, l'azione del gruppo ricade sull'individuo. C'è quindi una continua osmosi e comunicazione, e questo a volte lo si perde, soprattutto se si è molto settoriali all'interno della propria realtà lavorativa e non solo. Si perde questa considerazione e questa connessione, che vedremo dopo è importante nell'ambito virtuale. Quindi l'attenzione all'altro è fondamentale, anche perché mi arricchisce, mi dà qualcosa in più. La flessibilità, e torniamo a Bauman, alla società liquida, oggi è, a mio avviso, una delle competenze fondamentali. Io sono un po' eclettica, faccio molte cose, e invece ho avuto un padre che mi diceva devi fare una sola cosa, e ne erano tanti, devi farne una e fatta per bene. Oggi questo non vale più. Uno, perché quella una domani può cambiare completamente, e quindi io, se ho puntato tutto lì, mi trovo spiazzata. Invece quello che insegno a fare è degli elenchi, l'obiettivo primario, alcuni secondari, quale ti piace, quale metti alla pari. Se questo non funziona, dove andresti? Le alternative. Ciò che noi temiamo di più è il rischio. Noi siamo fatti per evitare il dolore a tutti i costi e cercare il piacere. Il rischio per noi è dolore. Non solo noi, ci sono studi incredibili sul fatto che quando scegliamo o prendiamo una decisione, anche se la decisione poi si dimostra sbagliatissima, ma pur di non negarla, facciamo degli archibugi incredibili. Questo fa parte delle scelte di marketing, è molto utilizzato nelle scelte di marketing. La flessibilità oggi è importante, bisogna aprirsi e dedicarsi. Le passioni sono sempre una strada privilegiata per capire dove anche io posso sviluppare competenza. La gestione delle persone ovviamente è costituita da, a mio avviso, intelligenza emotiva e efficacia decisionale, e per gestione delle persone, anche se è una definizione non meravigliosa, però ha a che fare con tutta la parte un po' più tipica del manager o comunque di chi ha un ruolo leader, cioè quello di motivare, di dare energia quando un gruppo si sta acquietando. A questo punto c'è bisogno di un'osservazione totale di quello che sta accadendo. L'osservazione si fa dall'alto, per fare l'osservazione dall'alto io mi devo allontanare dal gruppo, devo sopportare anche la solitudine. Il manager è spesso solo, io mi trovo spesso ad argomentare questo, la solitudine del manager. È un po' necessaria, è il fio che si paga, no? Per avere un'osservazione più generale possibile. E siamo arrivate alle soft skill plus,
che ritengo essere quelle appunto che oggi io ho individuato queste 5 dai vari studi eccetera. Computational thinking, ovviamente quello che dicevamo prima, noi oggi abbiamo un'acquisizione di informazioni incredibili, il nostro DNA non si è ancora abituato a questo, è il motivo poi di tante altre patologie, però ovviamente una soft skills è quello di ridurre al minimo, perché comunque noi possiamo lavorare, come vi dicevo prima, sul 5+2, cioè sullo spam di memoria di lavoro che noi abbiamo. È inutile mettere in ballo 20 variabili se io posso lavorare con 7. Il cross cultura, ovviamente l'abbiamo anche detto prima, siamo sempre più portati a trovarci in condizioni anche transculturali, quindi io devo interagire con una persona che ha tutto un altro sistema culturale e anche di comportamento. Però una cosa c'è in comune ed è universale, questi studi sulle emozioni l'hanno fatto fino all'inverosimile, l'hanno dimostrato, le emozioni sono universali, ciò che cambia è la modalità di dimostrarle, ma tutti abbiamo quelle 7+2 anche qui di emozioni in base agli elenchi che poi scegliamo, tutti proviamo disgusto. Il discorso è culturalmente come reagiamo al disgusto, come lo comunichiamo, in che occasioni lo comunichiamo. E questo ci facilita anche lo dico soprattutto perché è una competenza, dici, Dio non è semplice. No, può essere semplice se ci riferiamo a questa universalità che abbiamo. Il cognitive load management fa parte appunto, a prescindere non solo quindi della riduzione delle informazioni, ma di capire quali sono le più importanti. Questo fa parte oggi sempre del mondo virtuale, del ricevere una quantità di informazioni, capire criticamente, qui torna il pensiero critico, cioè l'osservazione a distanza, quale è veramente importante, quale è quella più giusta. E il design mindset fa parte della spontaneità, a me piace la spontaneità. L'ultima, la collaborazione virtuale. Essere in grado anche all'interno di un team virtuale di creare connessione. A questo proposito aggiungo la mia soft skills, a mio avviso 4.0, che è la capacità di verbalizzare le emozioni. La capacità di verbalizzare le emozioni è una capacità tipica del femminile. Quando io dico femminile, attenzione, non dico la femmina, la donna. Io sono junghiana di formazione, cioè ritengo che ogni individuo sia composto da un femminile e da un maschile e una delle due parti ha una maggiore portata nella persona. Poi ci sono le persone in grandissimo equilibrio, eccetera. L'intelligenza emotiva è del femminile perché nasce a livello genetico da una condizione fondamentale per la sopravvivenza. Per intelligenza emotiva si intende la capacità di comunicare le proprie emozioni, di raccontarle e quindi di creare relazioni tramite queste. Maschile è dedito all'azione. La donna, per il femminile, ha molto più, o meglio, ha uguale intensità il linguaggio e l'azione. È molto importante, e ritorno un attimo allo storico di come emerge questa nostra competenza. Quando eravamo nomadi, quindi nell'epoca in cui siamo stati per migliaia di anni, ma anche nei primi Homo sapiens, quindi stiamo parlando di 150.000 anni, che cosa succede? Il maschio andava a caccia, la femmina rimaneva a casa con le altre donne e aveva una prole. Se il maschio non tornava, con che cosa mangiava? Allora, se la femmina era stata in grado di creare una buona interazione con le altre donne, sicuramente l'avrebbero aiutata. Se fosse rimasta fuori, perché magari, chiamiamola musona, no? Un poco dedita al parlare, eccetera, magari nessuno le avrebbe offerto una parte del suo pasto. È una parte della selezione naturale. Allora questa, che è qualcosa, no? Questa competenza appannaggio appunto più del femminile, oggi sta diventando importantissima perché? Perché nella comunicazione virtuale a distanza, e dobbiamo immaginare che la comunicazione, se leggiamo i manuali appunto che riguardano la comunicazione, è per una percentuale bassissima fatta della parola parlata, circa l'80-85% è fatta da tutto il resto, cioè della comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale che noi tramite il virtuale non percepiamo, perché non è solo l'espressività del volto, non è solo la cadenza di come io parlo, è l'odore, sono i movimenti, è la postura, sono i movimenti, la ritmicità che la persona ha nel parlare. Questo non c'è più. Come faccio io a percepire le emozioni della persona? Come faccio a creare engagement? No? Un collegamento con la persona al di là del video se non so
in realtà che cosa sta provando, perché quando due persone si incontrano ciò che comunicano sono i loro inconsci, ovvero una parte molto profonda. Sappiamo, ci sono dei studi che dicono che nei primi 3 secondi noi abbiamo catalogato quelli più simpatici, no? Che una donna cataloga un uomo in 3 secondi. No? In realtà la parte inconscia fa questo: è minaccioso, non è minaccioso, è una persona con cui mi sento a mio agio, non lo è. Nel virtuale non è possibile. Allora che cosa posso strutturare? Questa soft skills, cioè la capacità di comunicare verbalizzando le emozioni. Mi sento così e glielo racconto. Questo crea comunanza, perché ciò che ci accomuna sono quelle che ho detto prima, le emozioni. È l'unica cosa che abbiamo veramente universale, è riconoscibile in tutte le parti del mondo ed è una soft skills, a mio avviso, oggi non dico poco utilizzata, ma sottovalutata, perché io mi trovo in un webinar, parlo come se stessi parlando qui, ma è ovvio che in un monitor che occupa uno spazio di pochi centimetri in una retina è ben diverso da uno spazio che mi riempie, che io sto abitando e che mi abita. Un termine bellissimo, abitare, no? Si indica sia ciò che è dentro, che abita una cosa, sia ciò che è fuori, che mi veste. In questo non c'è. Io lo devo costruire completamente e allora lo posso fare attuando nuove strategie. Questa di verbalizzare le emozioni, che è una cosa che ad esempio nei social funziona tantissimo. E vedete, no, i storytelling nascono proprio qui per quanto riguarda i brand e quant'altro, proprio perché io racconto qualcosa che tu non puoi percepire direttamente. Ed è, a mio avviso, importante, e concludo con Kant. Agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine, mai semplicemente come mezzo. E questo è ciò che fa comunità, creare qualcosa il cui scopo sia un miglioramento per tutti. Grazie. Grazie dottoressa Scappini. Dopo il successivo intervento abbiamo anche previsto un esercizio che realizzeremo assieme al pubblico. La collega Selena Toso poi passerà presso le vostre postazioni. Adesso do la parola alla dottoressa Alessia Bergamo per il proprio intervento. Integrazione fra competenze tecniche e competenze trasversali nel mondo del lavoro. Prego. Beh, allora inizio ringraziandovi per l'invito quest'oggi. Fa sempre piacere, insomma, riunirsi di persona anche in questi incontri, da cui poi ci possiamo portare a casa grandi spunti, insomma, anche riflessioni e aspetti, insomma, su cui poi continuare a formarci nei prossimi giorni. Allora, mi presento brevemente. Io sono Alessia, sono una consulente, faccio parte del gruppo Technology di PwC e vi racconto un attimo quello che è stato un po' il mio percorso di formazione sin dall'inizio. Io parto da un liceo europeo, quindi ho studiato lingue, diritto ed economia alle superiori, sognavo un po' di diventare avvocato e ho anche lavorato un po' nel campo delle relazioni internazionali. Verso la fine, quindi al 5º anno, mi sono resa conto che non faceva per me, che volevo cambiare strada e cambiarla un po' anche radicalmente, e mi sono iscritta alla laurea magistrale proprio di ingegneria gestionale. Affrontare questo passaggio non è stato facile, perché passavo da materie a stampo umanistico a materie molto scientifiche e tecniche. Ho avuto difficoltà, non lo nego, però poi mi sono appassionata alle nuove tematiche e parallelamente agli studi universitari ho scoperto GEST. GEST è una Junior Enterprise, è un'associazione di studenti universitari che desidera un po' anticipare i tempi e avvicinarsi al mondo del lavoro. Siamo strutturati come un'azienda, quindi c'è il consiglio direttivo, presidente, vice, segretario e così via, e tutte le aree funzionali, dal commerciale all'IT, marketing, audit, l'area legale, e ci mettiamo a disposizione delle aziende, proponiamo dei progetti di similconsulenza in modo da poterci entrare un po' nelle logiche, nelle dinamiche lavorative, mettere in pratica quello che abbiamo studiato, e allo stesso tempo le aziende hanno un po' l'opportunità di portarsi a casa nuove idee, spunti o ragazzi da inserire poi all'interno della loro realtà. Verso la fine, o comunque anche grazie a GEST, ho scoperto un po' tutte le nuove tecnologie, intelligenza artificiale, cose che magari all'università
non facevo perché ero più focalizzata sui processi, e quindi ho deciso poi, quando era ora di entrare nel mondo del lavoro, di cambiare ancora ed entrare quindi nel gruppo Technology di questa società di consulenza, e in questo momento sto frequentando anche un master in intelligenza artificiale. Cosa vorrei dirvi con tutto questo? Che ogni 3-4 anni, ogni 4 anni, 5, mi sono trovata ad affrontare dei cambiamenti, e mi sono resa conto che quando vogliamo affrontare un cambiamento, quando vogliamo fare un passo che magari pensiamo che sia un po' distante, in primis dobbiamo partire da noi stessi, ed è quello che un po' ho riportato anche nella copertina del mio profilo LinkedIn, perché dobbiamo andare a sviluppare un'attitudine o comunque un atteggiamento positivo e proattivo che ci faccia sentire un po' a nostro agio quando dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort. Detta così è un po' un controsenso, ok? Perché dici mi sento a mio agio, devo spingermi oltre dove so che sicuramente farò fatica. Però se è una cosa che vogliamo e sentiamo, nonostante le difficoltà, se partiamo da noi stessi, capiamo quelli che sono i nostri punti di forza e le lacune che dobbiamo colmare, poi ci sarà possibile fare il salto e a distanza di tempo dire cavolo, di salti ne ho fatti tanti, sono soddisfatto di quello che ho fatto. Durante il master che sto frequentando mi sono imbattuta leggendo un paper in questa frase, la leggiamo insieme. Nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale non rimpiazzerà i manager. I manager che useranno l'intelligenza artificiale rimpiazzeranno quelli che non la useranno. Adesso io non voglio farvi una lezione di intelligenza artificiale, quindi vi chiedo un attimo di fare un passo indietro, magari parlare di tecnologie o di cambiamenti. Siamo in un momento storico in cui, come dicevamo prima, ogni 2-3 anni, un po' prima, un po' dopo, ci troviamo ad affrontare forti evoluzioni, forti cambiamenti. Se non siamo in grado di predisporci a questo cambiamento, sicuramente qualcuno ci rimpiazzerà. Per partire quindi nell'affrontare questi cambiamenti in questa realtà che è sempre più un ibrido tra reale, digitale, tecnologica, le competenze trasversali fanno la differenza, perché anche tutte le aziende che investiranno in grandi tecnologie e in innovazioni hanno bisogno di un'intelligenza che guidi queste tecnologie, che guidi queste macchine, e l'intelligenza è data dall'uomo, che sviluppa delle competenze più o meno tecniche, o che comunque sviluppa delle competenze trasversali che gli permettano di comunicare con settori, aree, mercati, persone con competenze diverse dalle proprie. Adesso, io vi ho riportato nelle prossime slide quelle che sono un po' di competenze trasversali, molte le abbiamo viste già insieme ad Agnese, quindi andrò via velocemente, però tra le competenze trasversali più importanti abbiamo innanzitutto la leadership, l'empatia, il team working, capacità comunicative. Queste competenze cosa ci dicono? Che andiamo verso un'epoca in cui non siamo più da soli, ci troveremo sempre a lavorare in gruppo e anche in gruppi eterogenei dove magari un'azienda vuole fare un salto, quindi chiamerà una persona dell'ufficio tecnico, un commerciale, uno degli acquisti, uno della produzione, perché insieme tutti quanti possono mettere qualcosa sul piatto, e quindi è giusto abituarsi a lavorare in gruppo, abituarsi a sviluppare un po' una sorta di empatia, capire come sono i miei collaboratori, capire cosa posso fare con loro, come posso tirare fuori il meglio di me, ma anche il meglio da loro. Altre competenze trasversali molto utili sono il time management, quindi gestione del tempo, devo darmi delle priorità, non posso fare tutto insieme, devo darmi una scaletta, devo essere flessibile perché se mi salta fuori un imprevisto o un impegno devo saper rispondere in maniera pronta, però devo essere anche mosso dalla passione, devo essere gasato da quello che faccio, perché altrimenti non porterò dei risultati, perché se io sono felice del mio lavoro, trasmetto la mia passione ai miei collaboratori, automaticamente si crea un circolo molto positivo all'interno dell'azienda che si riversa poi anche sui clienti, capite? Piuttosto che, come avevamo detto prima, anche il problem solving, anche questa è un'altra competenza trasversale molto utile, dove nel momento in cui io mi trovo davanti a una difficoltà non mi blocco ma cerco di capire come andare avanti. Altre competenze, torniamo all'intelligenza emotiva, al rispetto personale, perché anche quello è fondamentale, rispetto per me, rispetto per i collaboratori che mi sono di fianco, capacità di analisi, quindi andare a fondo, scoprire quella che è la causa e radice magari di un problema che mi si è presentato a lavoro.
piuttosto che abilità interpersonali, decision making, multitasking, quindi il fatto di riuscire a gestire anche più situazioni contemporaneamente senza andare in palla, quindi non farmi prendere dall'ansia, dallo stress, riuscire a mantenere un po' anche il controllo di me stesso, piuttosto che le competenze digitali, visto che ci stiamo muovendo sempre di più verso un'era che con l'intelligenza artificiale, blockchain e così via, vedete che ci sono evoluzioni in maniera molto molto rapida, piuttosto che creatività, professionalità e così via. Queste sono una ventina di competenze trasversali, sono tantissime, però da qualche parte bisogna partire, quindi partiamo un attimo a piccoli step, partiamo un attimo a gettare quelli che sono i semini. Io ho identificato 3 step principali sulla base della mia esperienza, però appunto perché si tratta di tematiche soft e molto soggettive, ognuno poi si può definire quello che è un po' il suo percorso, ok? L'importante è iniziare. Secondo me fondamentale è partire un po' da quello che è il potenziale, il nostro potenziale come persona, perché nel momento in cui io acquisisco, consapevolezza di quello che è il mio potenziale, riesco a sviluppare una leadership, in primis per me stesso, automaticamente riuscirò a essere una guida anche per gli altri. Se io riesco a motivarmi, riesco ad avere una certa autostima, sapermi dare una pacca sulla spalla, però sapermi dire anche Alessia, cavolo, quella volta lì hai fatto un po' una cagata, andiamo a vedere quelli che sono gli errori che hai commesso, perché, ok? Quindi ho un atteggiamento costantemente proattivo e positivo anche davanti all'errore, automaticamente riuscirò a essere una guida anche per le persone che mi stanno intorno, ok? Secondo aspetto, empatia. Empatia perché ci troviamo a lavorare, come ho detto prima, in contesti sempre più di team, con persone che magari hanno competenze diverse dalle nostre, ma anche modi di fare diversi rispetto ai nostri. E io devo sapermi adattare, perché se davanti a me ho una persona che magari è molto timida, molto introversa, dovrò essere più sensibile nei suoi confronti, prestare attenzione, magari chiedergli cosa pensa, se ha qualche idea, spronarla un po' di più. Se invece ho una persona che ha un carattere forte, che magari tende a prevaricare e potrebbe un po' ostacolare quelle che sono le dinamiche di team, placarlo, fargli capire che siamo in un contesto di gruppo e moderarlo. È importante procedere con un'umiltà, anche che è un aspetto fondamentale che molte volte diamo per scontato, dove dobbiamo guardarci sempre negli occhi, mai dall'alto in basso, o viceversa, perché sennò magari ci mettono i piedi in testa, però anche se un domani voglio essere un leader di un gruppo, devo essere parte del gruppo, devo essere uno di loro. Altri aspetti fondamentali comunque sono l'ascolto, la comunicazione, un ascolto che sia empatico, e torniamo un po' ai discorsi che faceva prima anche Agnese. E il terzo punto è quello proprio di crescita. Quindi ho preso i miei semini, li ho piantati, condivido il mio campo, il mio orto con tanti altri colleghi, quindi magari cerchiamo di capire come far crescere al meglio, come strutturare insomma il nostro orto, e allo stesso tempo devo capire anche come annaffiarlo, però lo devo fare con una certa costanza, mi devo allenare, mi devo dare degli obiettivi. Io nel mio orto cosa voglio? Voglio avere un tot di pomodori? Ok, mi devo predisporre affinché alla fine dell'anno io abbia un buon raccolto. Ok, quindi devo investire in formazione, devo frequentare dei corsi, magari devo trovarmi delle occasioni anche al di fuori del lavoro o all'interno del lavoro che mi permettano di sviluppare quelle competenze trasversali che io ho deciso che è il momento di far evolvere. E soprattutto devo sbagliare. Molte volte noi abbiamo paura di sbagliare, abbiamo un po' paura a metterci in gioco, specialmente quando dobbiamo affrontare un cambiamento, perché pensiamo magari di non essere capaci, oppure di fare una brutta figura, però l'errore fa parte del processo di apprendimento. Molte volte impariamo più da quelli, quando sbagliamo, che da una semplice formazione dove abbiamo ascoltato e basta. Vi ho riportato praticamente adesso le 7 regole di successo di Covey. È un libro, se volete in caso potete leggerlo, che aiuta a dare un po' una scaletta mentale su come poter portare a casa
un po' il risultato. Quindi prima regola, sii proattivo. Parti con un po' di passione, un po' di gaso, non lasciare che le cose ti accadano, cioè le cose accadano o comunque ti vengano addosso, non so come dire, creale, ok? Non farti travolgere. Secondo punto, parti con la fine in testa, parti con un obiettivo. Io magari non sono mai stato all'interno del mio team di lavoro responsabile di un progetto, vorrei arrivare alla fine dell'anno a gestire un piccolo team o comunque portare una nuova idea. Parto con un obiettivo. Poi metti in ordine le priorità. Quindi ho l'obiettivo, voglio fare questa cosa, come la faccio? Mi do tutta una serie di azioni da fare nel lungo termine, però le concretizzo anche nel breve termine. Quindi magari se voglio raggiungere fra un anno quell'obiettivo, cosa faccio questo mese? Cosa faccio il mese successivo? E così via. Quindi mi do una scaletta. Pensa win-win, quindi pensa al risultato che vuoi portare a casa in termini di vincita, di successo, ricordandoti però che il tuo successo non è solo personale, ma è un successo che porti a casa grazie anche al contributo dei tuoi collaboratori, dei tuoi compagni. Poi, terzo punto, cerca di capire prima di farti capire. Ascolta, percepisci un po' quelle che sono le dinamiche e quando avrai ben chiaro il contesto, allora esprimiti. Quindi anche questo molto importante, ci ricolleghiamo un po' alla tematica di ascolto empatico anche. Agisci poi in sinergia con gli altri, quindi crea questo affiatamento, fai scoccare un po' la scintilla della relazione e poi affila la lama, quindi parti e inizi a realizzare quello che è il tuo obiettivo. Questo un po' è il percorso che ho seguito, un po' quello che mi sono portata a casa in questi anni, in queste formazioni, e ho reputato molto utile, e che infatti oggi sono qui a riproporvi, 3 esercizi, però non so se abbiamo tempo per farli insieme o in caso li lasciamo per casa, ditemi voi. Abbiamo tempo fino alle 18, quindi se perfettamente nei tempi puoi procedere. Perché allora, tanto bello tornare a scuola, quindi torniamo a fare un po' di esercizi, perché se vogliamo infatti sviluppare le soft skills o comunque delle competenze trasversali, ci dobbiamo un po' allenare, è un po' come tipo andare in palestra, nel senso, se voglio avere gli addominali non posso stare a casa sul divano sperando che appaiano, devo andare in palestra tante volte, magari a settimana. Allora, primo esercizio, mettiamoci un po' in discussione. Quali sono i nostri principali punti di forza e quali invece i punti di debolezza o gli ostacoli che vogliamo superare? In quali competenze trasversali desideriamo investire? Ne sono state dette tante in questi incontri, magari identificare 3 competenze trasversali potrebbe essere già un buon punto di partenza. Farsi un'autoanalisi, un'autocritica, dire ok, ma io in cosa sono forte? Cos'è che mi riconoscono gli altri, che magari apprezzano tanto di me? Cos'è che invece dovrei migliorare, che magari non so fare benissimo? Ditemi, intanto vado avanti. Secondo esercizio, li dico tutti? Ok, va bene. Secondo esercizio, definisci 3 obiettivi di medio, 3 mesi, breve, 1 mese e brevissimo, quindi 1 settimana. Anche qui devo partire con dei piccoli step, però devo essere anche concreto, quindi io mi immagino che da lunedì prossimo, ok, io inizio a fare quel qualcosa, mi sono fatto una scaletta, benissimo, lunedì cosa faccio? Arrivo a domenica sera che devo fare un po' il resoconto, ce l'ho fatta a portare a termine quello che mi ero prefissato, benissimo, e rispetto al mese successivo, quindi sono in tabella di marcia, sto crescendo, rispetto poi ai 3 mesi, sto prendendo la direzione giusta, però in caso li rivedo, però ogni settimana devo prendermi magari quella mezz'oretta per me stesso e ragionare su quello che ho fatto, magari non l'ho fatto bene, non è un problema, cerchiamo di capire perché a fine di quella settimana non sono rimasto tanto contento, poteva andare meglio, ok, benissimo, cerchiamo di capirlo. E l'ultimo esercizio ultimo esercizio, faccio una tabella in cui indico cosa devo iniziare a fare
in generale per portarmi a casa queste 3 soft skills, cosa invece non devo fare più, perché magari mi rendo conto che nel mondo del lavoro o in quello che sto facendo anche nel mio privato non va più bene, cioè devo fare un salto, devo fare un cambiamento, oppure a livello anche di competenze, ok, mi sto specializzando troppo in un ambito, però è troppo, facciamo un passo indietro, aspetta che mi dedico a fare qualcosa di nuovo. E poi keep doing, quindi cosa invece continuo a fare, cosa sto facendo che porta effettivamente a dei benefici. Ok, ok, a posto. Bene, con questi 3 esercizi io vi lascio, spero che da lunedì prossimo iniziate magari a mettervi una tabella, un foglio appeso al muro e iniziate un po' a costruirvi quello che è il vostro bagaglio di esperienze, di competenze. E poi se avete piacere, qua c'è il mio contatto LinkedIn o la mail e se volete qualche informazione in più, molto volentieri. Vi ringrazio. Grazie ad Alessia Bergamo. Ecco, se non ricordo male, anche la dottoressa Scappini aveva un esercizio che abbiamo tenuto per questa parte finale, per cui do a lei la parola. Allora, in realtà il mio vuole essere più un'interazione. Grazie. La mia slide. Semplicemente dicevo, la mia vuole essere un'interazione adesso, sperando che qualcuno si vorrà un po' esporre. Quello che vi chiedo io è qual è secondo voi la vostra miglior competenza, è quella proprio in cui non siete per niente abili. La potete scrivere e poi se qualcuno ha piacere, spero più di uno, me lo raccontiate, così ne parliamo un attimo e vediamo di investigare, perché questo fa parte di una mia un po' regola di lavoro che poi vi racconto. Vi do un po' di tempo, quando tra 2 minuti vi richiedo. Chi intanto si vuole preparare, no? Ad esporsi. C'è qualcuno che già me lo vuole dire? Sì? Se, eccola. Se lei. Rompo il ghiaccio in quanto donna e quindi parte femminile con maggior propensione all'esposizione. E, come principale soft skills mia ne avrei individuate 3, però ne seleziono una sola, che è l'ascolto. Grazie a questa skill io riesco ad entrare in particolare sintonia con le persone e questo dà la possibilità non solo di diventare simpatica e quindi fare in modo che le persone siano più aperte ad ascoltare quello che ho da dire, ma riesco ad arrivare alle loro preoccupazioni e questo nel mio lavoro è molto importante perché sono organizzatrice congressuale. Arrivare a capire quali sono le loro preoccupazioni fa in modo che io gli risolva quasi prima i problemi che potrebbero avere nell'organizzazione. Però dall'altra parte questo ascolto spesso si tramuta in troppa empatia. Quello arriva a fare quello che lei riesce a non fare nel suo studio, quindi piangere insieme ai suoi pazienti, ai suoi clienti. Io invece arrivo un po' oltre e dunque porto a casa il carico. Che punto hanno in comune queste 2, secondo lei, soft skills? Una sensibilità spiccata,
un senso anche di altruismo probabilmente eccessivo e tutto sommato un annientamento della mia personalità in favore della, se proprio devo fare un'analisi pseudo psichiatrica. No, va benissimo e spiego subito, anzi mi fa immediatamente gioco e la ringrazio, nel Grazie. senso, la cosa che dico sempre, gli opposti sono nello stesso luogo. Io sono appassionata di numerologia, i numeri lo spiegano benissimo, i numeri hanno dei simboli, dei significati. Ad esempio l'8 è il sovrano ma è anche il tiranno. Cioè la stessa cosa in luce ha una qualità, è qualcosa di buono, identica può essere qualcosa di negativo. Perché però dico bisogna osservarle, perché faccio osservare questo? Perché lei vede, arriva subito al punto, dov'è che io pago? Perché fondamentalmente sono un ascolto, l'empatia e la capacità d'ascolto sono ascolto, un ascolto fisico, mettiamolo così se vogliamo dirlo, per me il corpo è l'inconscio, io mi permetto queste libertà, perdonatemi, ma io ritengo che il nostro inconscio sia il nostro corpo, sia contenuto lì, non è qualcosa di fuori, non si sa dove. E un ascolto più, diciamo, neocorticale, per neocorticale intendo più consapevole, ok? E come vedete è la stessa cosa, non a caso, espressa ed estremizzata, perché l'una per contenersi, perché per funzionare l'ascolto, che è appunto neocorticale, quindi ha delle procedure, cioè per capire il bisogno dell'altra persona in contesti lavorativi, richiede delle procedure che sono molto lente, perché appunto passano per sopra, mettiamola così, passano per la parte più lunga, mentre l'empatia passa per la parte interna, più veloce, si chiamano vie veloci. Allora che succede? Per funzionare bene questo ascolto, cioè per capire razionalmente il bisogno dell'altro, io devo utilizzare moltissimo il primo, cioè l'empatia. Questo che cosa fa? L'ascolto dell'altro mi porta fuori da me, a stare necessariamente fuori da me. Quando io esco fuori da me, ed è questo il negativo dell'empatia, io poi quando ritorno in me porto dentro qualcosa di non mio. Come lo gestisco questo non mio? Noi terapeuti abbiamo supervisioni, cose, ma la persona che deve lavorare, che deve continuamente ascoltare, no? Anche i problemi degli altri, come digerisce qualcosa che non gli appartiene? Che di contro, a livello ad esempio di meccanismo di difesa, forse l'avete sentito, cioè la proiezione, quando io metto qualcosa di mio nell'altro, pur di non affrontare un mio difetto, io sono un egoista ma non posso certo dirmelo, allora vedo nell'altro il suo egoismo, nel mio partner, nel mio collega, sto mettendo qualcosa di mio nell'altro, ovviamente provoca una conflittualità. Nel primo caso, il caso della signora, con me stessa, conflittualità da cui in un certo modo poi mi devo difendere. Grazie. Se posso chiedere a qualcun altro, prego. Abbiamo un volontario. L'hanno anticipato, c'è anche... Proprio volontario. Sì, buongiorno. Credo di avere una spiccata velocità di pensiero e di risoluzione dei problemi. Nel senso che comunque effettivamente a volte veramente non mi pongo limiti all'immaginazione, a quello che può essere proprio un percorso da poter fare. A volte forse il percorso non è esattamente il più semplice, il più semplice comunque da poter prendere, però sinceramente vedo che alla fine non vedo un problema che possa essere non risolto. Insomma, la curiosità forse anche di portare a termine un qualcosa, il guardarsi sempre attorno a 360 gradi. La sfida anche. Esatto, la sfida, assolutamente la sfida. Di contro? Sono egocentrico. Non so cosa posso avere di contro, sinceramente. Forse l'impulsività. Sono molto impulsivo, che secondo me sono due cose che vanno abbinate. La stessa cosa, no? Esatto. Quello che mi dice la sfida, quando mi ha detto egocentrico la prima cosa, no? La sfida di chi è? Del guerriero. Il guerriero è solitamente
Mi permetto di usare questi simboli perché io a studio li utilizzo tantissimi, ma noi quando parliamo utilizziamo tanti archetipi e immagini mentali. Il guerriero è appunto l'uno, il singolo, no? E necessariamente quando io devo, ed è l'iniziatore per antonomasia, vedi come si ricollega, io necessariamente devo essere solo in certi momenti. L'impulsività è abbinata molto alla creatività, perché se io ho una gran capacità di energia, quindi ho in realtà una risorsa importante che è quella della rigenerazione continua di energia, e trovo nella sfida, e per sfida noi intendiamo anche l'adattamento, cioè il adattarmi al nuovo contesto, se trovo nella sfida un nutrimento alla mia risorsa, ovvio che eccoci, no? È una cosa che aumenta, proprio non vedi fine. È vero? Perché però mi dice che l'impulsività è negativa allora? No, non è negativa, però a volte l'impulsività ti porta a prendere decisioni che a volte non sono comprese da chi ti sta attorno. Quello è il limite. Quello è il limite. Degli altri? No, il suo. Perché quando c'è l'errore. Quello che diceva prima, no? È nell'errore che io trovo il limite. Noi ce li diamo i limiti, abbiamo un sistema intelligentissimo. Ecco che la soft skills mi fanno gioco, abbiate pazienza. Ci dicono questo. Prego, Buonasera. Buonasera a lei. Mi ha colpito la sua soft skills. Mia? Sì, quella che ha aggiunto alla lista, il verbalizzare le emozioni. Mi sono rivista molto. Non è una cosa che ho riscontrato come mia dote naturale, ma che forse sono riuscita a creare a causa del lavoro, un'esigenza lavorativa. Mi sono trovata a dover parlare di fronte a una telecamera, a dei video, telefoni. Diventa più difficile che non parlare di fronte a 1000 persone. È naturale per me, perché penso di essere una persona empatica, in cui comunque il mio carattere, la mia personalità gioiosa, di stare in mezzo alle persone me lo permette, e ho avuto difficoltà di pormi di fronte in questa situazione. Chiaramente l'esperienza mi ha portato a adesso, oggi ho capito che ho questa capacità di esporre la mia emozione attraverso la verbalizzazione online, se possiamo dire così, non specifica, non tangibile. Questo è un po' l'aspetto positivo che mi sono rivista. L'aspetto forse negativo, questa è una cosa su cui sto anche lavorando, il voler ricercare sempre e troppo la perfezione. Che mi porta in alcune situazioni non a non volermi accontentare, ma mi porta forse troppo a quella situazione di stress, no? Giornaliero, perché sei sempre alla ricerca di essere perfezionante e di pretendere poi la perfezione a chi ti sta accanto. E questo può essere rischioso. Perché... Come coniuga le due cose? Prego? Come coniuga le due cose? Questa che ha acquisito? Allora, quella che ho acquisito è una cosa mia e mi sento dal punto di vista personale una grande conquista, perché è stata una sfida per me stessa. Il vantaggio di parlare al pubblico l'ho avuto perché cantavo e di conseguenza salire sul palco era abbastanza... Però per assurdo trovarmi a dover parlare di fronte a un telefonino, a una telecamera e non c'è nessuno dall'altra parte era veramente difficile, quindi è stata veramente una conquista. È più difficile invece l'altro aspetto, quello con cui sto cercando di migliorare, di lavorare, a volte però il fatto di essere l'imprenditore, io sto imparando a fare l'imprenditrice, ti porta a voler migliorare, andare sempre più oltre. Il perfezionismo è un meccanismo di difesa, non tanto una soft skills. Effettivamente in un'epoca di cambiamento, se mi dice che sta imparando, sì. Noi facciamo opera di regressione o di irrigidimento per difenderci diciamo
l'imperfezione o l'imprecisione ce la permettiamo quando abbiamo padronanza del luogo, no? Io posso arrivare, mettere le mani in tasca se sono a mio agio. Se no, mi muovo. A volte la troppa padronanza mette a disagio magari chi è a fianco, quindi bisogna dosare la situazione. Ma non credo sia il suo caso, perché lei dice è un'empatica. La troppa padronanza nel caso del perfezionismo è appunto un meccanismo di difesa. Però quello che è carino osservare è che lei mi dice che cantava, no? Quindi c'ha la musica come soft skills, io la chiamerei, una bella. Allora, la musica è uno stimolo fondamentale, forse pochi sanno, che è l'unico stimolo dell'ambiente che attiva tutto il nostro cervello, l'unico. Tutti gli altri attivano sezioni del nostro cervello. La musica lo attiva tutto, quindi inevitabilmente ha una capacità la persona che fa musica di sintonizzarsi con le altre. Ovvio che mi dice, paradossalmente era difficile per me parlare davanti a uno schermo, non paradossalmente, direi coerentemente per la persona. Lei si sintonizza, con lo schermo non ci si può sintonizzare, Deo grazie, insomma quando ci sintonizzeremo con lo schermo sarà un problema. E quindi questa a mio avviso la leggo non tanto come mancanza di soft skills ma come meccanismo di difesa, se mi permette di dirlo, semplicemente. Va bene? Grazie. Prego. Allora, io non so come farlo rientrare nelle categorie che lei ha descritto, però vabbè, come parte positiva direi io ho la capacità di appassionarmi, di innamorarmi di quello che sto facendo. Per cui quando io studiavo all'università io facevo la cosa più bella che si potesse fare, e io dopo l'università ho fatto il carabiniere, mi è piaciuto talmente tanto che mi ti firmo, poi ho fatto la consulenza, era la società di consulenza più bella del mondo, poi ne ho fatto un'altra che era la più bella del mondo e poi ho fatto, ed è vero, la migliore agenzia per il lavoro che c'è nel mercato, per cui insomma, quindi questo ok, però questo si tira dietro tutta una serie di cose negative devastanti, perché per me è praticamente impossibile guardare queste cose da lontano, mantenere la distanza, sono profondamente coinvolto. Ho questa capacità di innamorarmi persino con le mie persone, per cui questo faccio poi fatica a capire che quella persona non va bene, perché continuo a pensare che quella persona lì sia fantastica e deve andare bene. Mi innamoro del mio progetto, per cui se io investo in una startup, e mi è successo, la tiro avanti 4 volte rispetto a quello che avrei dovuto fare, che sia un progetto, che sia una cosa. Quindi insomma, il lato negativo di questa cosa qua è abbastanza, diciamo, è chiara la relazione tra le due cose, ma è anche chiaro che non è. Ma come la paga lei? Mi dice perché è negativo, che sofferenza le dà? Cioè sofferenza, adesso parolona, ma come la paga questo innamorarsi troppo? No, gli esempi che facevo, per esempio, non riuscire a staccare vuol dire che quando io sto facendo quella cosa lì sono il gabbiano Jonathan Livingstone, non vado a mangiare, non vado a bere, ma quella cosa, l'unica cosa è il volo perfetto. Su quella persona io continuo a investire, a seguirle, ad aiutarla ad avere successo ma mi accorgo tardi, troppo tardi, che avrei dovuto mollarla prima. E questo è tempo speso, non dico un investimento economico, ma energia e queste cose qua. Oppure anche, come le facevo l'esempio del progetto. Certo. Cioè, questo può essere anche costoso, però se sono innamorato di quel progetto lì lo devo portare a casa e non si mangia finché non l'ho portata a casa. Vabbè, adesso è chiaro che questa cosa ha tutta una serie di lati positivi, ma e quelli però li so far funzionare. Faccio molta più fatica a gestire, no, il lato negativo di queste cose qua. L'appassionarsi, perché poi è pathos. Pathos è vivere dentro quella cosa lì. Quello che mi sembra, quindi perché poi quello che, quando dico il positivo e il negativo che sono nello stesso luogo, significa che noi stiamo cercando di svilupparli entrambi. Cioè quello che sta cercando è un contenimento, no? Il limite. E lo cerca ovviamente anche sfidandolo, o comunque lo cerca o lo sente quando qualcosa è andato oltre. Tornando un po' al discorso di prima, quando esagero, quando sbaglio.
Il discorso di una passionalità che ovviamente oggi come oggi che è la cosa che manca di più, no? Il nutrimento maggiore, ha questo contrordine, no? Di una sofferenza, cioè di andare troppo fuori la mia comfort zone, anche perché tutte le zone sono comfort per me, per persone magari come lei, no? Cioè non ho grandi problemi ad uscire, no? E questo mi fa, nel momento in cui mi sento a mio agio, come dicevo prima, la spontaneità è al massimo. Allora quello che è di contraltare nella sua situazione è il contenimento, ma il contenimento è come il confine, va letto come sfida, perché io conquisto dei confini. Può essere una conquista anche il confine, il darmi un confine. Ad esempio era famoso Che Guevara, lui non mangiava per giorni, era talmente appassionato alla sua causa che non mangiava per giorni e giorni, cioè proprio, Ma l'esercizio dov'è? Ovviamente faccio degli estremi. L'esercizio oggi soprattutto, che siamo in questo bacino dove non c'è un contenimento reale, dalla realtà ce lo dobbiamo dare, perché la realtà ci offre, quanto ci offre? C'è una domanda continua, anzi una richiesta continua. Una soft skills importante è imparare a conoscere il confine, darselo. Questo può essere una chiave di lettura di quello che mi dice, non la convinco. Perché... Non è che non mi convince, è che sarebbe come limitare la passione. Cioè, se io mi do un confine, me lo do sia sul lato negativo che sul lato positivo. O neutrale, andare oltre. Cioè, da una parte bisogna sapere andare oltre, perché la passione è positiva, e dall'altra parte, però quando uno si dà un confine... Non è un limite, attenzione, io mi posso dare anche un gran confine, che è una gran fatica. Non è un limite, cioè non mi devo limitare, io non le sto dicendo di limitarsi, ma il confine dov'è? Dov'è che io posso arrivare? No, in base all'età, in base alle risorse, in base alla famiglia, in base alle esigenze. No, non ho capito. Praticamente facciamo il caso della persona su cui sto continuando a investire. Ok, lei dice, guarda, se questo è un problema ti dai un confine, dici dopo 2 anni, 3 anni, 5 anni, quello che vogliamo, 3 anni hai messo il confine. Ok, è chiaro che questa cosa qui diventa anche un confine sulla mia passione, perché nel senso che sono appassionato su questa cosa per 3 anni, dopo 3 anni un giorno non sono più appassionato. E succede che quella persona se non fa quello che deve fare, dopo 3 anni la lascio andare a casa, no, la lascio andare, ok? Mentre adesso per fortuna non lavoro da solo e quindi non ci sono solo io a decidere, però non riesco a comprendere, ma adesso è una questione, abbiamo troppo poco tempo per... No, assolutamente, sono meccanismi interessanti. Però faccio fatica a mettermi un limite, ma mettermelo solo da una parte, perché nel momento perché non funziona così. Ok, allora un confine, diciamo. No, nel senso non si può mettere solo da una parte, perché siamo sferici. Esattamente, volevo dire. Ma infatti è una resistenza. Quando io le dico il confine, lei me lo legge limite, io... Adesso parlo da psicoterapeuta, lo leggo come resistenza, cioè non accetta sto termine, lo legge subito in chiave negativa, effettivamente stiamo parlando di questo. Però è affascinante da investigare comunque, no? Volevo farle una domanda su una cosa che lei prima ha detto, una frase che mi ha molto colpito. Considero una mia debolezza la capacità di prendere delle decisioni, nel senso che l'indecisione a volte regna sovrana, quindi ti confronti con diverse persone per sentire diverse opinioni, puoi trarre tu quella che magari ti stimola di più o alla quale non avevi pensato tu da solo. Lei ha detto, oppure ci si è abituati magari a vedere i pro e i contro di una cosa, quindi aspetti positivi, aspetti negativi e poi vedere quale dei due può essere in maggioranza. Ma lei ha detto che le persone brave a decidere sono persone che sono capaci a fare delle rinunce. Cosa intende con questo? Le faccio un attimo un esempio.
fino a forse 20-30 anni fa, il sabato pomeriggio i ragazzini dovevano scegliere tra andare al cinema o stare in cortile a giocare a pallone con gli amichetti. Se andavano al cinema rinunciavano alla partita che avrebbero recuperato. Quindi la scelta era facile, diciamo, decidevano facilmente perché la misura era proporzionata. Io scelgo una cosa, ne rinuncio a una. Oggi un ragazzetto, ma io dico poi lo possiamo tradurre nell'ambito lavorativo, in qualsiasi ambito, il sabato pomeriggio posso andare al cinema, andare al centro commerciale, insomma, adesso non metto tutta una serie di elenchi, mettiamo che ci sono 15 possibilità. Io devo scegliere una cosa perché comunque il mondo, essere nel mondo mi permette di fare una cosa e ne rinuncio a 14. E a livello cerebrale noi funzioniamo per euristiche, cioè il nostro ragionamento è approssimativo. Tornando alla signora, tendenzialmente il meccanismo di ragionamento è approssimativo, per euristiche, cioè prendiamo alcuni punti variabili, facciamo una considerazione su ciò che mi conviene fare, solitamente devo avere almeno 3 motivazioni per scegliere quella cosa, cioè la prima che arriva a 3 motivazioni, facciamola più facile, e allora scelgo quella. Però a livello cognitivo io so bene, forse anzi automatico, che sto rinunciando a 14. E io ho un sistema, oltre che di memorie, anche di risorse positive e negative. Se io so che quelle 14 mi piacciono tutte 14, io sto rinunciando a 14 cose positive. E per il nostro sistema è molto faticoso e frustrante, mi mette in uno stato di tensione, io non mi godo neanche quella. Sì, su esperienze vissute, ma se la rinuncia verifica degli scenari futuri? Perché esatto. A volte una decisione può cambiarti la vita. Assolutamente sì, anche peggio, è anche più difficile perché? Perché noi come ragioniamo? Ragioniamo per appunto memorie, cioè per ipotesi costruite tra l'altro. In base a come siamo anche di predisposizione possiamo ragionare avendo in maniera ottimistica, diciamo così, molto positiva, o in maniera pessimistica. Sta di fatto che non ho una realtà che mi dà il limite. Quindi metta che io devo scegliere fra 3 ipotesi di cui non ho un'esperienza. Io rinuncio a 2 di cui non ho esperienza né l'avrò mai. È ancora peggio perché tanto le 14 che ho sperimentato posso trovare qualcosa, ma delle altre il nostro cervello, che evita il dolore e cerca il piacere, può costruire un'immagine positiva, perché tra l'altro nel processo decisionale, il nostro pensiero funziona per immagini, noi costruiamo ipotesi future, quindi anche prefigurazioni future, e noi a queste prefigurazioni ci affezioniamo. Non so, adesso questo ve lo dico tra parentesi, mi capita adesso di persone che arrivano da me e mi parlano di relazioni virtuali, cioè io devo chiedere, ma è virtuale o reale questa relazione, no? E quando mi dicono la difficoltà di chiudere una relazione virtuale, io gli spiego, è una relazione costruita completamente nell'immaginazione. Quindi nell'immaginazione, io mi affeziono alla mia immaginazione, non ho avuto nessun feedback che mi ha contenuto l'immaginazione, e quindi quello che dice lei è un po' questo, cioè io devo prendere 3 decisioni per il lavoro, tra l'altro in un'epoca, in un contesto totalmente nuovo. Io devo saper rinunciare in quel caso a una mia ipotesi, qualcosa di mio addirittura. Ecco dove è la difficoltà. La natura è sempre che io devo rinunciare a qualcosa, cioè la difficoltà, il peso me lo dà quella a cui rinuncio, non quello che poi scelgo. Cioè non è la fatica, scelgo il progetto più difficile, mettiamo, no? Quello più impegnativo, quello dove devo investire più persone e soldi, eccetera, no? La fatica non è quello, cioè quello che mi arriverà, ma quello che ho perso, perché no? Nei giorni successivi succederà, oddio, se avessi fatto così, e nessuna realtà mi dice no, hai fatto bene, cioè, o meglio esperienza, no? Del reale. In questo senso, se sono stata chiara. Sì, grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, una mia soft skill sicuramente è la creatività e la passione e la curiosità in quello che io faccio, e questo sicuramente mi ha sempre portato a fare ogni cosa con amore, tant'è che tutte le mattine io vado al lavoro come se fosse un innamoramento, un incontro d'amore. Bene. Però c'è un limite grande che io ho, che è un po' quello che ha a che fare con la percezione di me stessa,
della mia autostima, di quella che sono, che mi porta a volte anche ad avere delle difficoltà con la gestione del tempo, per esempio. Ecco. Che in realtà è anche accomunabile alla creatività, la gestione del tempo. Sì. A volte, no? Cioè il creativo Goleman li chiama il flow, cioè l'entrare talmente tanto nella cosa che si sta facendo che si perdono tutti i connotati. Quello che poi fa parte forse di quello che abbiamo detto un pochino prima, la creatività ci porta avendo molta energia e spontaneità, ad essere fuori da noi molto spesso. Il caso invece non è tanto una mancanza di soft skills, la cognizione che ha di sé, la considerazione, ma quello riguarda il linguaggio interno che lei usa. Scusatemi, io mi permetto perché se voi mi dite una soft skills e una non soft skills, allora facciamo un ragionamento. Però nel momento in cui effettivamente mi dite un'attitudine e una mancanza che sentite o un piccolo, allora lo racconto un po' diversamente, perché sono dimensioni un po' diverse. Quello che può utilizzare è la creatività per raccontarsi in maniera diversa, cioè di trasferire la creatività nel suo linguaggio interno, quindi dentro. Ecco dov'è il punto in comune. Ok? Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Io come migliore soft skills ho messo il pensiero critico. Spero di aver capito bene, adesso mi è sorto un dubbio di non averlo interpretato proprio bene, ma l'ho messo anche come peggiore soft skill, perché delle volte mi sono sempre circondato di persone molto diverse da me che la pensano anche in maniera opposta a me, e questo tante volte mi permette di valutare diversamente le situazioni. Tante volte, ed è questo il motivo per cui penso sia la mia peggiore soft skill, mi mette veramente in discussione delle cose che fino a poco tempo prima per me erano quasi delle certezze. Mi dice come intende pensiero critico, se posso? Si tratta di smontare. Come lo legge lei? Io lo interpreto come smontare delle certezze, delle convinzioni, dei modi sia di concepire, adesso faccio un esempio, la mia giornata lavorativa, sia modi di interagire con le persone. Cioè mettere sotto giudizio, sotto analisi l'azione ad esempio che ha compiuto? Sì, esatto. In un certo senso? Esatto. Sì, però da quello che mi dice, lei ne soffre, cioè soffre nel momento in cui vede negli altri, o meglio non comprende o alcune azioni degli altri che criticamente giudicherebbe in maniera negativa? No, arrivo a ricredere nelle mie azioni, cioè vedo magari nelle azioni degli altri, dopo essermi magari soffermato a pensarci, dei risultati positivi molto più immediati o migliori rispetto a quelle alle azioni che avevo fatto io, al modo di pensare che avrei avuto io, per cui mi porta a rivedere completamente tutto il mio modo di... E questo la vede negativamente? Ma delle volte mi crea come si dice, mi stravolge il pensiero continuamente, quindi non so se delle volte dovermi reinventare continuamente o dover cambiare continuamente il mio modo di vedere le cose possa essere delle volte... È faticoso, ecco. Questo lo capisco, però effettivamente è un'ottima attitudine, cioè bene. È un'ottima attitudine osservare. Allora, tutte le cose, noi bisogna sempre ragionare un po' alla catametron, cioè secondo misura, tutto è buono se è in giusta misura. Nel mio caso anche, quando io chiedevo al mio professore come si distingue il malato, il pazzo dal sano, non c'è una differenza qualitativa ma quantitativa, cioè data da un irrigidimento di certe funzioni o disfunzioni direi. Quindi ciò che diventa effettivamente nocivo, ma non è nocivo, è quando il pensiero critico accade troppo spesso. Che cosa succede? Ritornando anche prima alle decisioni, noi abbiamo un sistema che pur di... portare avanti la nostra scelta, possiamo fare dei ragionamenti, dire delle cavolate incredibili a sostegno della nostra tesi, perché ci fa risparmiare, ci dà conferme. Noi abbiamo bisogno di conferme, rinforzi e autoconferme. Ovviamente questa cosa di mettersi
di farsi mettere in crisi può essere faticosa, però la posso anche questa limitare, cioè costruendo dei punti saldi del mio modo che non può essere comunque quello degli altri. Che cosa ha fatto quello perché ha funzionato meglio del mio? Però io lo devo trasformare nel mio modo. E il pensiero critico è molto utile, senza farsi soverchiare però dalla delusione dell'altro, ma prendendola come occasione. Ok? Grazie. Prego. C'era prima lui, poi arriva. Sì, buonasera. Vado volutamente fuori tema. Quindi innanzitutto ringrazio Confapi per aver ripristinato questi incontri in presenza, perché sono senza dubbio più appaganti rispetto a una mitragliata di webinar a cui ho assistito in questo anno e mezzo di attività rinchiuso dentro l'ufficio. Al di là di questo ho trovato in tutto quello che è stato l'esposizione di oggi, l'incontro, parecchie conferme a quella che è la mia azione, la mia attività di tutti i giorni, quotidiana. E ho trovato anche degli spunti di miglioramento, senza dubbio, e questo servono questi incontri. E tra la mappa strategica che nella mia azienda è stata messa a punto dopo che abbiamo attraversato questo momento critico e difficile della pandemia, che diciamocela pure ha cambiato radicalmente i paradigmi a cui eravamo abituati fino a prima del marzo dello scorso anno, e abbiamo rimesso a punto, per parlare anche quello che ha accennato prima la dottoressa Bergamo, una mappa strategica nuova, dove ripartendo da una vision rivista in funzione della mission che si porta dietro tutti i suoi valori aziendali, una bella analisi SWOT per capire quali sono i punti di forza e debolezza, le aree critiche dove migliorare, eccetera, per arrivare a una stesura di obiettivi a medio termine, a lungo termine e soprattutto quelli a breve termine, che sono quelli che devono rendere subito nell'immediato. E facendo questo, chiaramente abbiamo costruito dei team di lavoro, e ogni team ha un suo un team leader, che deve dare dei tempi cadenziati per rispondere all'obiettivo che ci siamo stabiliti, deve rientrare entro la fine dell'anno. In questo sono venute fuori tutte le soft skill, perché c'è poco da dire. Chi poteva emergere è emerso, chi in qualche momento, in qualche modo si è tirato indietro a tutti gli effetti, quindi ho avuto modo anche di percepire chi sta con l'azienda, chi non rema fuori dall'azienda pur facendo il suo operato, perché diciamo, non tutti devono essere nelle decisioni, a prendere decisioni per l'azienda, per portarla avanti, per condurla. Tra le soft skill che ho trascurato, perché stiamo facendo un lavoro enorme di formazione proprio sulle soft skill in azienda, su tutto il personale, almeno dei soci cooperatori, visto che noi siamo una cooperativa che dirigono l'azienda, ho trascurato proprio l'intelligenza emotiva e l'orientamento al servizio, che sono cose non da poco. Mi è venuto in mente quando lei dice che di solito il manager si trova da solo, io spesso mi sono trovato in questa condizione, aver fatto delle scelte e adesso mi trovo da solo senza avere una corrispondenza immediata da parte dei colleghi e soci, che però io capisco che loro sono con me, però non me lo danno, non mi danno il feedback che mi serve, e quindi mi sento solo nella scelta. Solo dopo il risultato e allora siamo tutti felici e contenti. È normale, io ripeto, con manager, in realtà clienti ho avuto amministratori delegati, e la cosa che caratterizza più quello che su cui si lavora come decompressione è questo senso di solitudine, perché comunque come si prende la decisione si prende poi la responsabilità, però è necessario, cioè se io devo vedere il panorama a livello di immagine, io devo salire in cima, e in cima uno deve essere solo, è solo tendenzialmente, può avere una persona. È un po' la spesa, però anche il guadagno, perché la visione generale richiede anche un distacco dall'altro. Ecco perché gli altri non danno il feedback, perché non possono mettersi alla pari, ma non per una... Cioè quello che cerco sempre di spiegare è che non lo fanno perché mi sta antipatico il capo, oddio qualcosa succede, ovvio, ma lo fanno perché è necessario confrontarmi e dare il feedback al mio pari, non al mio superiore. Condivido questo. È necessario a livello di branco, noi comunque veniamo da lì. Sì, io tempo fa ho trasmesso alla riunione soci il filmato, quello motivazionale
Domenica Bestiale, come si chiama? Domenica Indimenticabile, quella con Al Pacino, che fa l'allenatore, ecco. Sì. E lì si sono illuminati tutti alla fine, perché è proprio quella la scena dell'allenatore che si trova da solo a dover stimolare, lavorare in squadra i suoi giocatori, perché alla fine è arrivato comunque l'obiettivo. E sono riuscito a illuminare, ecco, qualcuno, qualche occhio che era un po' più chiuso. La leader è questo, la leadership. Un pochino di solitudine, ma la possiamo tollerare. Grazie. Prego. Grazie. Partendo da me, le soft skill che mi riconosco sono anch'io un po' immodestamente quasi tutte, ma quello che volevo chiedere è come si apprendono, nel senso che io concordo con lei che non sono innate, cioè se io le guardo tutte, ciascuna di queste ha richiesto per me uno sforzo, ha richiesto un addestramento. E quindi anche la domanda per l'altra relatrice, cioè la correlazione tra le soft skill, competenze trasversali e specifiche, cioè noi, più o meno chiunque poi si abbia avuto a che fare con la formazione, fa meno fatica a strutturare un progetto formativo, aderire a un progetto formativo per apprendere delle competenze tecnico-specifiche, perché vanno da là a là, no? È più difficile invece accettare e strutturare un programma di competenze trasversali, perché sono un po' più eteree e perché c'è questo sottotesto, questa convinzione che fanno parte del carattere delle persone, cioè uno è più propenso a, l'altro è più propenso a, l'altro l'ha imparato da bambino all'oratorio perché la famiglia gliel'ha insegnato. Invece quello che mi interessava capire è se esistono e come strutturarli dei programmi di, forse è brutta come espressione, di addestramento alle competenze trasversali. Allora, in realtà ci sono, adesso non mi vengono i nomi, ma insomma io collaboro con alcuni formatori che creano delle, no? Ad esempio il public speaking, che è una competenza importante oggi, soprattutto per il manager, e ci sono tanti corsi perché sempre più persone si trovano a parlare. Quindi sono, io non dico educabili. Poi, a mio avviso, quello che crea la soft skills è l'unione fra la predisposizione e l'obiettivo. Cioè, che tipo di obiettivo mi do? Perché è l'obiettivo che mi veste, è l'obiettivo che fa fare alla squadra, fa difendere dalla vista il proprio compagno. Cioè l'obiettivo è di sentirsi una squadra. Allora automaticamente si strutturano, però ci sono nel momento in cui, ecco perché io ho fatto questo esercizietto di dire qual è quella che si ha e quella che non si ha, perché parte da lì un esercizio ad esempio, perché quella che non si ha certamente c'è o un meccanismo di difesa o una resistenza o una volontà, ma una difficoltà a svilupparla, e quindi già è un punto di partenza per capire come lavorare. Questo le posso dire. Se posso integrare, senz'altro anche noi come Confapia Industria Servizi SRL possiamo intervenire in questo, proprio individuando, segnalando dei docenti, formatori che possono potenziare, accompagnare individualmente o gruppi di lavoro, di dipendenti sul potenziare soft skills, anche utilizzando quelli che sono strumenti di finanziamento agevolato, quindi fondi internazionali, vedi il FAPI, vedi fondo impresa, piuttosto che Fondo Sociale Europeo che interviene con dei contributi a sostegno dell'impresa, quindi con percorsi individuali o di gruppo. Volevi rispondere? Sì, io confermo quanto hanno detto, nel senso che si deve innanzitutto partire da una formazione, trovare magari dei corsi che mi aiutino a comprendere il significato di una certa soft skills o di una certa competenza. Nel momento in cui io ho ricevuto la lezione, la formazione teorica, devo cercare anche di capire poi come questa competenza trasversale si riflette nel mio quotidiano e come la posso allenare all'interno dell'ambiente lavorativo piuttosto che anche in altri hobby o passioni che posso coltivare esternamente. Basti pensare, come si è citato, lo sport, anche lì riesco a sviluppare magari certe dinamiche di team working o anche di empatia,
perché magari riesco a capire di più, a conoscere meglio le persone avendole a contatto, posso sviluppare una leadership perché magari alleno dei bambini a basket, quindi anche lì cerco di concretizzarle, quindi dopo che ho imparato, ho seguito una formazione, capisco qual è il mio obiettivo e cerco un modo per raggiungerlo. Io tutto quello che hanno raccontato le slide è per dire che noi siamo esseri sociali e le soft skills sono semplicemente gli strumenti con cui noi rendiamo reale la nostra socialità, cioè che ci permettono di stare in comunità. Partendo da ciò non c'è una persona che non ha una soft skills e quindi tutte tra l'altro possono essere sviluppate perché siamo esseri alla base sociali. Questo è. Se non ci sono altri interventi, direi di avviarci alla conclusione del nostro incontro, ringraziando le relatrici che ci hanno accompagnato in questa seconda parte. Ricordo a tutti voi che abbiamo inserito in cartellina il programma degli prossimi appuntamenti, che ricordo in velocità: il 20 di ottobre creare squadre di successo, diventare un'impresa attraente per i talenti, come suggeriva l'ingegner Turrini, dobbiamo creare un'azienda fantastica affinché i talenti vengano da essa attratti e trattenuti. Il 17 novembre il valore di appartenere ad una squadra, avremo Oscar Farinetti come nostro ospite, valorizzare e motivare il team verso traguardi sempre più ambiziosi, per chiudere poi il 9 di dicembre con il titolo Oggi vinciamo, special guest Mara Maionchi. Quindi questi prossimi 3 appuntamenti, invito coloro che non avessero già fatto l'iscrizione tramite procedura informatica, proprio per motivo Covid dobbiamo registrare poi tutti i soggetti partecipanti, e oltre che dare la possibilità ovviamente di seguire anche in streaming, ma ci teniamo a vivere questi momenti, queste esperienze in presenza come quest'oggi. Prima di salutarci, saluto anche i nostri partner tecnici che hanno reso possibile l'appuntamento quest'oggi, quindi Media 24 per il live streaming e Armonia, la società nostra associata qui di San Donà di Piave, si occupa di sicurezza dei luoghi di lavoro per tutte le procedure e rispetto ai protocolli Covid, che sono ovviamente momenti di particolare attenzione. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Alla prossima.